Buon pomeriggio a tutti i presenti. Io intanto mi presento, sono Cristina Nicoli, sono la delegata alla ricerca di questo Ateneo e a nome del Rettore, oltre che mio, vi porgo il mio più caloroso benvenuto a questa manifestazione che, come dire, ha un titolo decisamente evocativo, Le difficili libertà delle donne, ed è un evento che si colloca tra le manifestazioni previste per la giornata internazionale per l'eliminazione delle violenze, su ogni forma di violenza sulle donne. Volevo un po' raccontarvi la storia di questo evento. Questo evento è nato 3 anni fa nell'ambito del Dipartimento di Scienze Giuridiche ed è nato per ricordare una figlia dell'Università di Udine che non c'è più, Silvia Gobbato. Silvia era una laureata dell'Università di Udine ed è stata barbaramente uccisa perché aveva un'unica colpa fondamentalmente, era nata donna. E negli scorsi mesi con la professoressa Brollo, che è il direttore di Dipartimento di Scienze Giuridiche, e la sua delegata alla ricerca, professoressa Valeria Filia, abbiamo ragionato sulla opportunità di far uscire questo evento dai confini di un dipartimento, di un solo dipartimento dell'Ateneo, e farlo diventare un evento invece dell'intero Ateneo e possibilmente anche con cadenza annuale. Questo perché riteniamo che la possibilità di creare un luogo, un momento in cui l'intera comunità accademica si ferma a riflettere e a testimoniare il proprio impegno per combattere ogni forma di discriminazione e di violenza, a nostro avviso è estremamente importante. Quando io parlo di comunità accademica, parlo non solo di docenti, non solo di ricercatori, di ricercatrici, ma parlo anche di studenti e studentesse, quindi stiamo parlando di un numero enorme di persone, ragioniamo sull'ordine dei 17.000, 18.000 persone, a cui si aggiungono anche i nostri ex laureati, quindi la comunità diventa ancora più grande. Silvia Gobbato era una nostra ex laureata e quindi credo che la possibilità di ragionare su questi temi in una platea così ampia sia estremamente importante. Funziona da cassa di risonanza, quindi forse c'è speranza di poter fare qualcosa di concreto su questo tema. Io credo che penso tutti noi sostanzialmente sappiamo che il femminicidio è un po' la punta dell'iceberg di una serie di discriminazioni, di forme di violenza varia, striscianti talvolta, anche possono essere fisiche, possono essere psicologiche, però quello che in genere mi ha sempre un po' colpito è che il dolore e la sofferenza che si ricava da questi eventi finisce per essere sempre un po' sentita un po' sottotono, sempre diventa quasi un'abitudine, quasi ci si fa un po' l'abitudine, come se fosse in qualche modo talvolta un po' una tassa da pagare per il semplice fatto di essere nate donne. Credo che questo abbia radici profonde e una storia anche che la dice lunga sostanzialmente su questa cosa. Vi volevo leggere delle cose che forse per certi versi, anche vedo qui tanti giovani, possiamo pensare che appartengono alla preistoria, invece appartengono a ieri. Sono brevissime. Fino a 60 anni fa al pater familias, sto parlando dell'Italia, spettava l'esercizio del potere educativo, che poteva comprendere anche la coazione fisica. Il potere educativo riguardava non solo i figli ma anche le mogli. E che soltanto fino al 1963 una donna poteva essere licenziata a causa di matrimonio e che solo un decennio più tardi, quindi parliamo degli anni 70, è stata riconosciuta la parità di trattamento sul lavoro tra uomini e donne e che solo nel 75 si è avuta una vera parificazione in termini di diritti e di doveri anche verso i figli dei coniugi nel matrimonio. E che, udite, nel 1981, cioè l'altro ieri o quasi, è stato abolito il delitto d'onore. E soltanto nel 96 è nato il delitto di violenza sessuale ed è stato collocato nel codice penale tra i delitti contro la persona.
mentre fino ad allora i delitti di violenza carnale e atti di libidine violenta erano contenuti tra i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume. I dati di femminicidio del 2016 ci dicono che circa una donna ogni 3 giorni viene uccisa. I dati del 2017 più o meno sembrano confermare questo trend. Sono dati drammatici se ci pensate, ed è un po' sulla base di queste riflessioni che abbiamo ritenuto sostanzialmente che l'università, che è un luogo dove si genera il sapere e si trasferisce il sapere, ha il dovere sostanzialmente di cercare di combattere questa non cultura e soprattutto cominciare a lavorare affinché la diversità di genere non venga percepita sostanzialmente come un problema, ma come un valore, come una ricchezza per l'intera società. Ora, prima di arrivare a introdurre i nostri relatori, io oggi ho questo compito di fare un po' da padrona di casa. Come prima cosa volevo leggervi una mail che è arrivata ieri sera a nome di Deborah Serracchiani, Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, che ci scrive: con rammarico sono a comunicare che mi trovo impossibilitata a prendere parte alla pregevole iniziativa dedicata alla memoria di Silvia Gobbatto, in quanto impegnata nella concomitante seduta della Giunta regionale. Idealmente vicina, porgo a tutti voi e alle autorità presenti i miei cordiali saluti. Ora, come prima cosa volevo lasciare la parola ad alcuni colleghi ed alcuni ospiti per alcuni indirizzi di saluto. La prima persona a cui cedo la parola è la professoressa Marina Brollo, che è la direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche. È un onore e un piacere essere qua per la 3ª edizione del convegno del seminario dedicato alla memoria di Silvia Gobbatto. Ed è anche una soddisfazione vedere una sala così piena soprattutto di giovani, alcuni volontari, altri un po' meno, ma comunque è importante essere qua tutti presenti. È un piacere continuare l'attività e le azioni del Dipartimento di Scienze Giuridiche in tema di parità, quindi per diffondere la cultura della parità. Poi nel cambio di tavolo tra i rappresentanti delle istituzioni e i relatori io farò omaggio ai rappresentanti delle istituzioni e ai relatori di 2 cose simbolo delle azioni che abbiamo fatto come Dipartimento di Scienze Giuridiche. Il primo volume del corso Donne, Politica e Istituzioni, datato 2008, dedicato al desiderio, le donne tra desiderio e certezza. Ed è un volume che mi è particolarmente caro per l'immagine di copertina, ma qui è una cosa privata e quindi non approfondisco questo tema. E poi questo volume è dentro una borsa che promuove un'altra iniziativa molto importante che è tuttora in corso di svolgimento, ed è la costruzione di una banca dati nazionali delle professioniste che si mettono in rete e che sono a disposizione per le pubbliche amministrazioni. Quindi con questo omaggio do un simbolo di continuità con le cose che abbiamo fatto. Non solo, ma oggi anche inauguriamo un'altra iniziativa del Dipartimento di Scienze Giuridiche. Se avete visto il manifesto, e sicuramente l'avrete visto perché abbiamo tappezzato tutto l'Ateneo con le immagini di questa iniziativa, avrete visto che c'è un'immagine molto forte che colpisce. È un'immagine che possiamo utilizzare perché abbiamo fatto un accordo di collaborazione tra il nostro Ateneo e i civici musei di Udine. Quindi un accordo che è stato firmato dal magnifico rettore e dal sindaco di Udine, il professor Furio Onsel, il 24 luglio. E con questo accordo cosa abbiamo concordato?
abbiamo concordato di utilizzare come Dipartimento di Scienze Giuridiche le immagini, le immagini dei civici musei, le immagini presenti, le immagini che passeranno nelle varie mostre, per promuovere il patrimonio artistico del nostro territorio, soprattutto per promuoverlo ai giovani. Ecco, rispetto a questa nuova azione che comincia oggi, mi fa particolarmente piacere ringraziare la dottoressa Vania Gransinic, che è la direttrice della Casa Cavazzini, il dottor Romano Vecchiet, che è il direttore della biblioteca, l'assessore alla cultura Federico Pirone e la professoressa Valeria Filì e il professor Federico Costantini, che hanno seguito e hanno portato a compimento questo accordo. Dicevo, mi fa particolarmente piacere perché in questo modo noi vogliamo usare le immagini della cultura nelle nostre iniziative e quindi mettiamo, ad esempio, nel nostro sito del Dipartimento di Scienze Giuridiche, cambieremo in continuazione, mostreremo immagini del patrimonio culturale udinese. E lo faremo anche con un altro obiettivo, con un'altra ambizione, cioè per ricordare che c'è anche un'unione, una commistione tra arte e diritto, che il diritto quindi va assieme a tante altre cose, anche al patrimonio culturale. Non solo, ma torno un attimo sul soggetto di questa, che abbiamo scelto per pubblicizzare questa iniziativa. Con Cristina abbiamo un po' discusso perché è un soggetto forte che provoca, c'è un'immagine che evoca la figura di una ragazza, ma il rosso della sua maglietta evoca anche il sangue, quei blue jeans mezzi aperti evocano violenza. Quindi abbiamo voluto colpire e attirare verso questa nostra iniziativa. Non solo, ma ho scoperto dopo, è un'immagine che ripropone un quadro di Georges Segal, un quadro che ci è stato regalato nel 1976, un quadro che i musei americani hanno regalato al comune di Udine per far cosa? Per dare una mano per ricostruire le nostre zone. Quindi uno degli omaggi che ci sono stati fatti a seguito del terremoto. Non solo, ma quel museo che ce l'ha regalato dicendoci vendetelo, fate cassa. Invece il sindaco Candolini, con grande intuizione, più che far cassa ha voluto fare cultura. Ha voluto fare cultura e quindi lo abbiamo qua a Udine e oggi abbiamo questa possibilità di mostrarlo dopo 40 anni di presenza sul nostro territorio, dimostrarlo proprio in occasione dei 40 anni dell'Università di Udine. Quindi mettiamo assieme tutti questi anniversari felici e li mettiamo assieme per continuare a fare cultura, seppur in un'ottica particolare. Oggi, in quest'aula così affollata di giovani ragazze, di giovani uomini, noi vogliamo fare la cultura, portare avanti la cultura delle pari opportunità verso la cultura della parità, perché siamo convinti che questa possa essere un'azione per combattere la violenza di genere. Buon divertimento. Passo la parola all'avvocato Maurizio Conti, che è presidente dell'Ordine degli Avvocati di Udine. Buon pomeriggio a tutti, grazie professoressa Nicoli per avermi consentito di portare questo brevissimo saluto e questa testimonianza. Se non sbaglio, questo è il terzo anno consecutivo in cui l'Ordine degli Avvocati porta attraverso la mia persona la propria presenza e il proprio saluto a una comunità di giuristi, a una comunità di pubbliche autorità che vuole raccogliersi intorno a un principio, intorno a un ideale. E aggiungo io per ricordare la bellissima e dolcissima figura di Silvia Gobbato. Vado un po' per ordine. Quando guardo la composizione di questo tavolo mi prendo un po' paura e mi chiedo: ma come facciamo nel XXI secolo
all'alba del terzo millennio ancora a parlare di violenza di genere, di violenza sulle donne? Come fanno i miei simili a farmi vergognare di appartenere allo stesso genere, perpetrando atti di violenza che non hanno nessuna giustificazione sotto nessun profilo li si voglia riguardare? Non lo so e non mi so dare una risposta, francamente. Spero che qualche illuminazione ci arriverà in termini psicanalitici, in termini psicologici, dalle relatrici che seguiranno questi brevi indirizzi di saluto. Certo che quanto accaduto, quel destino cinico e baro, si diceva una volta, che ci ha tolto il piacere di godere della presenza e della interlocuzione con Silvia sul piano personale, sul piano professionale, è un destino difficile da capire, difficile da spiegare. Ci dà comunque l'opportunità di riflettere insieme su questi temi e di capire quali possono essere le contromisure da adottare per evitare che questi fenomeni possano ridursi ai minimi termini possibili, se non a sparire del tutto. Però una parola su Silvia, consentitemi di spenderla. Io chiedo scusa a quanti hanno partecipato anche alle precedenti sedute, alle precedenti commemorazioni di Silvia, al conferimento del premio di laurea. Dirò una cosa già detta, ma il messaggio che voglio lasciare, che voglio lanciare, è soprattutto rivolto a voi ragazzi, a voi studenti, a voi studentesse, perché Silvia vi ha lasciato e ci ha lasciato un messaggio fortissimo che io voglio che arrivi alle vostre menti e arrivi ai vostri cuori. E in questo momento faccio la persona seria, sono il presidente dell'Ordine degli Avvocati. Voi saprete, perché state compiendo degli studi giuridici e state compiendo degli studi che vi possono proiettare anche alla nostra professione. Sapete perfettamente che è una professione affollata, sapete che il mercato è difficile, tutti i mercati del lavoro e delle professioni sono difficili, il nostro non si sottrae a questo momento duro. Ma il messaggio di Silvia è che in pochissimo tempo, con la sua dedizione, con la sua capacità, con la sua serietà e col suo sorriso, Silvia aveva raggiunto quella che nel gergo degli studiosi di marketing si chiama la soglia di visibilità. Silvia, dopo un anno e mezzo, 2 anni di pratica forense, era una collega ben voluta, stimata, apprezzata, collaborava anche con la nostra rivista del Foro Friulano. Il messaggio che vi lancio è questo: per quanto sia difficile, per quanto sia impegnativo, di bravi avvocati ci sarà sempre bisogno, e per i bravi avvocati impegnati come si impegnava Silvia, seri come era seria Silvia, sorridenti come era sorridente Silvia, ci sarà sempre spazio, ripeto, e sempre bisogno. Prendo un impegno formale di fronte a tutti. Quando parliamo di conferimenti di premi di laurea, immagino che ci siano anche delle necessità economiche sottostanti. Viviamo tutti tempi difficili, tempi in cui le risorse economiche sono limitate. Se il Dipartimento e l'intero Ateneo me lo consente, io mi impegno a portare al mio Consiglio l'impegno a sovvenzionare una prossima edizione del premio di laurea. Buon pomeriggio a tutti. Grazie a nome dell'Ateneo e grazie all'Ordine degli Avvocati comunque di aver patrocinato anche questo evento. Lascio la parola ora alla dottoressa Pina Rifiorati, che è Presidente del Comitato Pari Opportunità, sempre dell'Ordine degli Avvocati di Udine. Buonasera a tutti, sono veramente contenta di aver ricevuto l'invito dall'Università di Udine a presenziare a questo evento. Mi dà l'occasione di ringraziare l'Università e il Dipartimento di Scienze Giuridiche che ci consente di confrontarci su un tema così, purtroppo ancora così attuale, della violenza di genere. L'interdisciplinarità delle relazioni che oggi sentiremo ci dà già la misura della complessità del tema. Ho particolarmente condiviso il riferimento alle difficili libertà delle donne.
È proprio vero che la libera e consapevole realizzazione nelle varie sfere affettiva, familiare, sociale di una donna è ancora oggi un percorso insidioso con molti ostacoli e trabocchetti, forse sicuramente determinato da retaggi culturali vecchi e rinnovati sui quali credo che tutti siamo chiamati ad incidere. Così è stato per Silvia, come ricordava anche il Presidente, che oggi ricordiamo, una giovane collega che aveva veramente mosso i suoi primi passi in questo senso. E credo che un doveroso grazie vada ai suoi genitori che per la terza edizione ci consente di confrontarci e lavorare perché nella speranza che queste cose non accadano più. Credo che ognuno di noi sia chiamato a fare la sua parte in questa problematica, nell'ambito del proprio ruolo sociale, familiare, che sia necessaria un'azione sociale rieducativa a tutti i livelli, nella famiglia, nelle scuole, nei posti di lavoro, anche nelle aule giudiziarie. Tutti siamo chiamati a vigilare perché a ogni donna sia consentita di scegliere e di autodeterminarsi. Oggi sono qui in rappresentanza del Comitato Pari Opportunità degli Avvocati, che è molto consapevole del ruolo che gli avvocati hanno molto da dire e da fare in questo senso. Il Comitato si sta molto impegnando, soprattutto a livello di formazione. A questo proposito ricordo anche ai colleghi e alle colleghe presenti che proprio a gennaio partirà un ciclo di conferenze in materia di diritto antidiscriminatorio e ci sarà una giornata dedicata proprio alle violenze di genere e il focus sarà proprio sul difficile ruolo che la donna riveste anche quando è vittima di un reato, che si tratti di violenze fisiche, che si tratti di violenze sessuali. Quindi grazie veramente all'università, ma anche grazie alle istituzioni, alle associazioni, ai cittadini che sono presenti, perché credo che fare rete in questo campo sia una vera speranza per il futuro. Grazie. Passo la parola alla dottoressa Cinzia Del Torre, assessore al bilancio e all'efficacia organizzativa del Comune di Udine, che ci parlerà, credo, anche di una bellissima iniziativa di cui si è fatta carico, diciamo, organizzandola, che si chiama Passi Avanti. Prego. Grazie a tutti e a tutte. In primo luogo voglio fare i complimenti all'Università di Udine per questa iniziativa che appunto viene realizzata per il terzo anno di fila e anche voglio fare i complimenti e ringraziare il Sor Optimist Club di Cividale e di Udine per aver voluto finanziare, sostenere e portare avanti questa iniziativa. Col Sor Optimist peraltro molte altre iniziative di formazione proprio anche per fasce di ragazzi ben più giovani dell'università abbiamo realizzato. Silvia io non l'ho conosciuta, come la maggior parte delle persone presenti oggi qui immagino non l'abbiano conosciuta, ma chiunque di noi può essere Silvia. Questo è il dramma di questa vicenda e di altre vicende di violenza sulle donne e questa è l'empatia che siamo tenuti e che dobbiamo sentire nei confronti di queste vicende. Silvia è stata scelta perché passava per caso nel posto sbagliato nel momento sbagliato ed è stata scelta perché in quanto donna, in quanto giovane ragazza è stata considerata evidentemente dal suo assalitore persona fragile, incapace di difendersi, cosa perché poi in effetti materialmente è stata, ma e evidentemente ci sono due questioni da rilevare. Una naturalmente di tipo culturale, per cui abbiamo tutti e tutte, uomini e donne di tutte le età e con tutti i ruoli, le cariche o le non cariche che ricopriamo, il compito e il dovere di lavorare per il contrasto alla violenza sulle donne perché è un cancro della nostra società che ancora esiste e concordo con
il Presidente Conte, è vergognoso che ancora esista. Seconda questione, proprio da parte delle istituzioni in particolare c'è un dovere in più per combattere in difesa delle persone che possono essere considerate più fragili, almeno dal punto di vista fisico, perché poi che le donne siano più fragili si può discutere, ma certamente fisicamente c'è una fragilità diversa. La violenza peraltro non è solo fisica, la violenza è anche psicologica, sessuale, economica, sono tante le forme di violenza e tutte ugualmente gravi, anzi forse in alcuni casi la violenza di tipo psicologico sono più difficili da riconoscere e dunque da combattere. In prima fila c'è una sedia vuota con un drappo rosso che forse qualcuno può non aver notato. Io ho chiesto, e ringrazio l'Università di aver aderito a questa iniziativa, ho chiesto che per tutte le iniziative che stanno nel calendario Passi Avanti, di cui adesso appunto vi parlerò, di lasciare una sedia vuota nelle aule, nelle sedi in cui l'iniziativa si sarebbe realizzata, con un drappo rosso a ricordo delle donne vittime di femminicidio. Quella sedia poteva esserci Silvia oggi o qualcun'altra, bene che non c'è più. E il calendario di cui volevo parlarvi è appunto il calendario che è iniziato il 13 di novembre e terminerà il 4 di dicembre per via dello spostamento di alcune date e che tratta del contrasto alla violenza. Intorno in particolare alla giornata del 25 novembre ma anche del 20 novembre. Mi piace collegare la giornata di oggi in particolare anche ad un altro momento molto significativo che è quello della mattina del 25 novembre dove un'altra scuola che si trova un po' nelle stesse condizioni dell'Università di Udine che è l'Istituto Zanon di Udine si trova a ricordare una sua ex studentessa che è Nadia Orlando che voi sapete è stata uccisa quest'estate dal suo fidanzato, amico, cioè indifferente, comunque da una persona con cui era uscita. E questa scuola, un po' come l'università, si trova colpita intimamente, emotivamente anche, da questa tragedia. E allora voglio dire che questo movimento, questa azione, attività di tipo culturale che tutti gli enti di formazione intesi in senso lato, a partire dall'università, dalle scuole superiori, da tutte le scuole di ogni ordine e grado, possono fare per contrastare i fenomeni di violenza è preziosissimo. È essenziale, quindi voglio dire che apprezzo tantissimo l'aula di oggi dove c'è una presenza predominante di ragazzi e ragazze perché solo da voi può partire quel reale cambiamento che evidentemente fino ad ora non è stato possibile nonostante l'impegno, l'attività, il quotidiano lavoro di tante e tanti di noi che però voglio dire, evidentemente lascia ancora degli strascichi importanti. Vi ricordo solo ancora un altro appuntamento che è quello che chiuderà, che avrebbe dovuto realizzarsi ieri ma per via dei lavori di manutenzione improvvisi del Palamostre non c'è stato, che è stato rinviato al 4 di dicembre e che invece recupera la storia. No? Guardiamo alla storia per fare dei passi avanti appunto, quello che è il titolo che abbiamo dato a questa kermesse. Il 4 di dicembre alle 20:30 al Teatro Palamostre ci sarà l'iniziativa Iarbe Matte, è un evento convegno e spettacolo, ci sono degli attori che sono Massimo Somaglino e Rita Maffei e parleremo di una ricerca storica fatta su documenti clinici sulle donne recluse nel manicomio di Udine di Sant'Osvaldo ai primi del secolo scorso. Sono donne che sono state recluse, quindi private della libertà di fatto e della capacità di decidere di se stesse per motivi ben diversi dall'insanità mentale, da un problema vero di sanità mentale. Quindi è una grave forma di violenza che oggi non c'è più, però anche questo può essere utile per capire in qualche modo dove siamo partiti e naturalmente dove stiamo andando. Chiudo di nuovo ringraziando e complimentandomi. Vedo che c'è la slide di Passi Avanti, ringrazio la professoressa Filippi per averla proiettata. Quello è il simbolo che abbiamo usato negli ultimi 4 anni, il calendario Passi Avanti al 4º anno di fila, sono queste scarpette anche un po' sportive ma anche un po' consumate, che hanno fatto tanti passi avanti ma ne hanno anche tanti ancora da compiere. Grazie, buon lavoro.
Grazie Assessora, ci ripromettiamo il prossimo anno di avere un'aula ancora più piena e arriveremo magari ad utilizzare anche l'aula magna prima o poi. Last but not least, la invito a dire due parole la dottoressa Luisa Bellinaso, che è la presidente del Soroptimist International. Io volevo ricordare innanzitutto che il Soroptimist Club di Cividale, Udine, Gorizia e Pordenone l'anno scorso hanno sostenuto il premio di laurea di Silvia Gobbato e quest'anno ci offrono il brindisi, diciamo, di chiusura di questo evento. Prego. Grazie. Allora, grazie alla professoressa Nicoli, all'Università di Udine e al Dipartimento di Scienze Giuridiche, che ha dato inizio a questa iniziativa al terzo anno. E per il terzo anno noi Club Soroptimist siamo presenti. I Club Soroptimist citati, Udine, Gorizia, Pordenone e Cividale del Friuli. Perché questi e non altri? Perché questi sono i club che operano laddove l'Università di Udine ha sedi operative. È una scelta voluta, immaginata e pensata. Ma noi come Soroptimist da alcuni anni, lavoriamo in modo importante nel discorso di promuovere, sostenere iniziative atte a contrastare la violenza di genere, perché nelle nostre finalità associative abbiamo come obiettivo la valorizzazione della donna attraverso l'educazione, la formazione e l'empowerment. Quindi noi non possiamo essere assenti dai luoghi e non collaborare con i luoghi e gli spazi laddove si fa cultura, laddove si fa formazione, laddove si promuove. Quest'anno abbiamo aderito come ci avete richiesto, e speriamo di poter continuare questo processo di collaborazione importante nei modi e nelle specificità che di anno in anno saranno concordate per essere presenti. Perché ci sono tante cose che ci accomunano in questo percorso. Una storia di università, una storia di iniziative, una storia di impegno. Le donne, le soroptimiste hanno sempre lavorato nell'empowerment, nel sostegno di azioni produttive. Citavate prima sia la professoressa Brollo che l'assessore Del Torre. Passi avanti, e Passi avanti è un bel logo. Passi avanti ne sono stati fatti tanti. E 40 anni fa si sono citati i 40 anni e io mi permetto, mi ha sollecitato un ricordo la professoressa Brollo che voglio condividere qua con voi. 40 anni fa era il 76, c'erano eventi tragici, ma nel 76 io ero già laureata, quindi non vado a nascondere la mia età e non mi vergogno, ma avevo avuto già la fortuna di incontrare nella storia e nella mia storia personale, nel mio percorso di formazione, una donna eccezionale che è stata Tina Anselmi, la ministra Tina Anselmi. E 40 anni fa veniva emessa le bozze della prima norma sul contrasto per le pari opportunità, un primo provvedimento contro la discriminazione. Da quella volta sono passati tanti anni, diciamo. Ci troviamo qua, come dice giustamente l'avvocato Conti, a ridiscutere di alcuni temi, a riparlare di alcune cose. 40 anni credo non siano passati invani, forse avremmo potuto fare di più, ma tante cose sono state fatte. Godiamo in questo nostro paese, in Italia, di un'ampia legislazione a favore delle donne, forse potrebbe essere migliorata. Godiamo di strutture a supporto, godiamo di centri di accoglienza, di percorsi formativi, forse mancano una rete di servizi a supporto della donna, ma manca soprattutto in questi anni, e lo vediamo, una cultura dell'accettazione, una cultura del rispetto. E quindi il titolo che avete scelto quest'anno è importantissimo, perché la violenza non si ferma, è subdola, è nascosta.
Un altro episodio che mi ha particolarmente colpito, perché noi come club quest'anno, in questo ultimo biennio, abbiamo lavorato parecchio sul tema della violenza. Chi avrebbe mai detto che in questo nostro territorio, nella provincia, nel Friuli, eccetera, a pochissimi giorni, solo a 10 giorni da quel bell'evento al quale molte delle presenti parteciparono, che è stata l'inaugurazione dell'aula di ascolto presso la stanza di ascolto presso la questura di Udine, a soli 10 giorni da quell'evento, dove noi soroptimiste offrivamo un servizio alla comunità, alla città, coinvolgendo l'università, il mondo accademico, il mondo istituzionale, i collaboratori, gli uomini e le donne, soprattutto le donne della Polizia di Stato che lavorano quotidianamente e che erano state protagonisti con noi nel chiederci questo servizio, avessero dovuto scontrarsi con un fatto di una violenza inaudita, e cioè recuperare il corpo di Nadia Orlando. Noi oggi ricordiamo Silvia Gobbato, che era in un posto sbagliato in un momento sbagliato, ma vogliamo ricordare anche giustamente questa giovane donna, l'ultima della fila, non l'ultima, perché a Gorizia anche di recente, qualche giorno fa, un'altra giovane donna è mancata per mano violenta del compagno o di chi gli viveva vicino. Sono tutte storie di donne che avevano studiato, che avevano un lavoro, che avevano una professione, che avevano un percorso di vita davanti, una storia da scrivere e da condividere anche con noi, ma che la violenza, che la cultura che manca le ha soppresse da questo percorso. E allora, se noi abbiamo fatto tanto, forse non abbiamo fatto abbastanza. Io dico solo che avremmo fatto abbastanza quando nella cultura, nel comune sentire, non ci saranno illazioni nei confronti delle donne, non ci saranno giudizi, a prescindere, non ci sarà desiderio di vendetta. Ci sarà, ma sarà dominante la cultura e la coscienza collettiva del rispetto. Allora in quel momento forse noi meno giovani, ma soprattutto le giovani generazioni, le giovani studentesse, e mi rivolgo soprattutto a loro che oggi ci ascoltano e che vedo in loro quella che io tanti anni fa ero e che mi approcciavo ad ascoltare, a partecipare, a rendermi partecipe di questi percorsi di difesa della donna, potranno essere qui a dire qualcosa di diverso rispetto a quello che diciamo noi. Grazie all'Università per questa collaborazione che ci ha offerto. Permettetevi anche di ringraziare Elsa, Associazione Studentesca Internazionale degli Studenti di Giurisprudenza, e il Consiglio Provinciale di Udine dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, che hanno sostenuto questo evento. In genere i ringraziamenti per quelli che lavorano, che organizzano questi eventi, si fanno sempre in chiusura di questi convegni. Io lo voglio fare subito. E quindi un grazie all'area Servizi per la Ricerca, in particolare a Caterina Farina, area Servizi per gli Studenti, al dottor Mauro Pokosnic e al dottor Cecchinel. Non voglio neanche dimenticarmi, quindi ringraziare anche Andrea Lucatello e Marco De Anna, che hanno creato la nostra locandina, e un grazie sentitissimo a 3 giovani che hanno fisicamente lavorato perché questo evento si realizzasse, e quindi Claudia Carchio, Caterina Mazzanti, 2 dottorande dell'Università di Udine, e Gianluca Picco, che è ancora un collaboratore e quindi un giovane che lavora all'interno dell'università. Grazie, e chiedo a tutti voi un applauso per queste persone. Io suggerirei forse un cambio di tavolo adesso, e quindi inviterei i relatori a raggiungermi. Allora, io introduco la prima relatrice, che è la professoressa Graziella Priulla, che è sociologa della comunicazione e della cultura ed è stata docente di sociologia e dei processi culturali e comunicativi all'Università di Catania.
Ha scritto numerosi saggi con dei titoli che a mio avviso sono veramente self-explaining, ve ne cito alcuni. Parole tossiche, cronache di ordinario sessismo, la libertà difficile delle donne, da cui ovviamente c'è stato ci siamo ispirate per il titolo di questo evento. Viaggio nel paese degli stereotipi, lettera di una venusiana sul sessismo. Il titolo della relazione della professoressa Priulla è Le libertà difficili delle donne. Grazie. Buonasera a tutte e buonasera a tutti. Sono molto contenta di essere in questa città che ho imparato a conoscere e ad amare e ringrazio in modo particolare coloro che mi hanno invitata, Valeria Filì in primo luogo, che mi ha accolta come un'amica nonostante non mi conoscesse. Il tema di cui parlo questa sera è il rapporto fra i corpi e il potere ed è un tema quanto mai attuale, partendo dal presupposto che ogni potere, da quello religioso a quello politico a quello familiare, interviene sui corpi. E un tempo lo faceva in modo hard, in modo violento, i corpi venivano torturati, i corpi venivano bruciati sul rogo. Adesso, almeno in Occidente, perché in altre parti del mondo ancora avviene, in Occidente questo non accade più, ma sui nostri corpi si interviene in modo soft, in modo dolce, in modo inavvertito, ma ancora in modo quotidiano. Perché prima ancora di approntare norme e strutture più o meno repressive, il potere costruisce ordini simbolici che presenta alcuni usi del nostro corpo come naturali e ne vieta, ne interdice altri come innaturali o perversi. E quasi sempre in questa gestione da parte del potere dei nostri corpi è la sfera intima delle persone, è la sessualità che viene regolamentata. Regolamentando il modo in cui si gestisce la sessualità, in realtà si regolamenta la società. E lasciatemi dire una cosa che forse può apparire o paradossale o provocatoria. Le donne sono più corpo degli altri. Le donne sono inchiodate al proprio corpo ben di più di quanto non facciano gli uomini. Per gli uomini il corpo non è un ingombro e forse non è nemmeno una risorsa. A volte può essere usato come corpo contundente, come attore di violenza, ma per lo più nella loro vita lo spazio che ha il corpo è relativamente limitato. Per noi invece il corpo è determinante e per far capire meglio quello che voglio dire mi riferisco come ultimo esempio possibile, ce ne sarebbero stati tanti altri nelle cronache, mi riferisco a quello che tutti avrete o seguito o perlomeno ascoltato, che è il caso esercitato dalla denuncia di Asia Argento. Quando abbiamo assistito a un fenomeno che era sempre accaduto, ma che questa volta si è mostrato in tutta la sua virulenza, in tutte le televisioni, su tutti i giornali, in tutti i commenti, ossia l'onere della prova, l'onere della condanna, l'onere della riprovazione sociale si è spostato piano piano, ma inesorabilmente, da chi agisce a chi subisce, dove è stato molto chiaro, almeno è stato chiaro a una parte di noi che l'ha denunciato fin dall'inizio, devo dire, che il problema non era tanto il sesso quanto il potere. E sono felice che il vaso di Pandora si sia finalmente aperto. Ci è voluto tempo, tanto tempo, ci è voluto coraggio, ma finalmente è emerso alla luce ciò che per secoli era rimasto nell'ombra, ossia l'esercizio del potere che si avvale del sesso come strumento. Ed è strano che molti abbiano parlato di libertà, dicendo che le donne erano libere di dire di no, che le donne erano libere di denunciare. La prima cosa che è venuta in mente è questa libertà, quando non si è visto che invece si trattava di un abuso di potere. E la libertà in un campo in cui la parola no non sia contemplata, così come accade per i commercianti che pagano il pizzo,
e che non riescono a dire di no perché non possono dire di no, perché tutto intorno a loro gli dice che se dicono di no subiscono dei gravi riscontri. Così è accaduto in questo caso. Condizionamenti pesanti, minacce più o meno larvate, ricatte dai singoli o dall'intera società, che infatti reagisce con virulenza adesso che si denuncia e trasforma la vittima in accusata e si domanda come mai la vittima non ha reagito alla molestia, non sempre è violenza, può essere anche molestia, senza domandarsi per quale diavolo di motivo c'è qualcuno che si arroga il diritto di esercitare molestia verso un'altra persona. Questa è la domanda. Eppure questa domanda non si è fatta. Voglio allargare il discorso. Prima gentilmente hai citato il titolo di un libro che ho scritto che si intitolava La libertà difficile delle donne e che aveva come sottotitolo Ragionando di corpi e di poteri. Ora, tutte le donne comprenderanno ciò che sto per dire e probabilmente gli uomini non lo potranno comprendere, ed è giusto che non lo possano comprendere, è comprensibile questo, perché loro non l'hanno mai provato e non lo proveranno mai. Vi racconto com'è nato rapidissimamente. Io ormai sono vecchia, non sono più appetibile, fortunatamente, come dire, la mia vita si è sgravata dell'obbligo di piacere all'altro sesso e l'altro sesso infatti non mi considera proprio. Ma non è questo il problema. Il problema è che una sera tornavo a casa da sola, era buio, tornavo dal cinema, ho accelerato il passo, non so perché, e a un certo punto, quando mi sono chiusa il portone di casa alle spalle, ho avvertito come un senso di sollievo, vero, forte. E mi sono chiesta, ma da che cosa ti senti sollevata? Che paura avevi? La paura non era nella mia mente, la paura era nelle cellule del mio corpo. Era nella memoria involontaria di un corpo che era abituato a pensare che ogni volta che camminava per strada ci poteva essere qualcuno che violava la sua vulnerabilità, che attaccava la sua esistenza stessa, che invadeva il suo campo vitale. Il mio corpo lo sapeva perché era stato abituato a saperlo, non soltanto da un'educazione che aveva ricevuto, stai composta, tieni chiuse le gambe, non uscire da sola, fatti accompagnare a casa, torna presto. Sapete, la raffica di educazione e di genere che insegnano a non farsi stuprare anziché insegnare a non stuprare. Però il mio corpo, oltre che le mie orecchie, l'aveva assimilato perché era capitato di avere paura. Ecco perché dicevo, gli uomini questo non lo possono sapere. E allora mi chiedo come mai, mi sono chiesta come mai succedeva questo, perché succedeva anche a me, come mai me ne accorgevo io così tardi, come mai l'avevo dato per scontato e naturale per tutta la vita. E allora mi sono messa a studiare il motivo per cui il corpo delle donne subiva questa violenza, viveva in questa gabbia per tutta la vita, e mi sono risposta, e ho cercato risposte nelle bibliografie, nella storia, mi sono risposta che assumeva una valenza pubblica perché la sua esistenza, cioè perché assumeva una valenza pubblica? Perché la sua esistenza veniva definita in rispetto a vincoli esterni. Non c'è bisogno di ricorrere alla violenza, si può parlare anche della quotidianità, si può parlare delle piccole cose, si può parlare di quello che costella la vita quotidiana, pratica. Voi lo sapete che se andate con un'amica, a me è capitato, in viaggio, in albergo, al ristorante, arrivate, siete davanti al cameriere, al concierge e vi chiedono, siete sole? No, siamo in due. Ah, ma non intendevo questo. Siete sole vuol dire non siete garantite da una protezione maschile. Sapete che vi chiedono signora o signorina? Ossia vi chiedono una definizione che dipende dal rapporto con un altro. A nessun uomo chiedono è solo oppure è signore o signorino. Allora, questo dipende dal fatto che noi abbiamo una valenza duplice. Quel corpo di cui parlavo ha due prospettive da cui viene guardato. Quella seduttivo-sessuale, per cui da un lato è considerato oggetto di desiderio, oggetto, rarissimamente soggetto di desiderio,
ma contemporaneamente è esposto al giudizio degli altri, è sottoposto allo sguardo degli altri. Voi sapete ogni volta che lo tocco mi agola. Voi sapete che quando una donna passa per strada, basta che sia, come dire, bella, graziosa, carina o addirittura molto sensuale, viene fatta oggetto di definizioni. Chiunque passa si sente il diritto di definirla e di definirla in genere con dei termini che sono così usuali da essere addirittura diventati sinonimo di donna o di bella donna. Una parte del nostro corpo, vi risparmio quale, viene usata come epitome dell'intera persona femminile. E la cosa paradossale è che lo usano anche le donne questo termine e che addirittura se ne sentono gratificate, che bella, eccetera, viene visto come motivo di giubilo. Non si dice che bel ginocchio, che bel gomito. E nessuna donna ha mai detto, vedendo passare un uomo per strada e magari fischiando, che bel ginocchio, che bel polpaccio. Difficile, no? Ecco, o siamo viste in questa condizione di corpo che genera piacere o che può generare piacere, oppure siamo viste in funzione del fatto che possiamo generare figli. L'uomo stesso si scinde, perché ogni cosa che io sto dicendo, e vorrei che questo fosse chiaro anche agli uomini e ai ragazzi che mi ascoltano, è una gabbia per le donne, ma dovrebbe essere una gabbia anche per gli uomini. Se io fossi un uomo sarei profondamente irritata, arrabbiata, se pensassi che in me si vede un potenziale violentatore, che quando io ho paura perché mi passa, sento alle spalle uno spasso maschile, un uomo dovrebbe dire: ma io non sono così, dovrebbe essere dagli uomini che viene la protesta. Visti come esseri semplicemente ridotti a un rango animale, a questo istinto belluino, al testosterone che non fa capire più niente, dovrebbe essere maschile la rivolta. È una corazza sulla libertà maschile, non soltanto su quella femminile. La violazione di una relazione paritaria, la mancanza della gioia nel rapporto, la mancanza della condivisione e un sesso estorto con la violenza dovrebbe essere negazione del piacere anche di un maschio. Comunque, tornando al corpo femminile, noi abbiamo questa duplice valenza. Possiamo garantire piacere e possiamo garantire la discendenza. E questo è il punto su cui il controllo sulle donne è stato esercitato in maniera più ferrea, in maniera più chiara, in maniera più evidente, perché la discendenza, anzi la purezza della linea della discendenza, è ritenuta essenziale per la vita comunitaria. Pensate che la parola matrimonio ha implicito in sé un destino obbligato per una donna. Matrimonio vuol dire che la donna è, come dire, deputata a diventare madre. E se ci pensate, il parallelo etimologico è un po' triste, è patrimonio. Io trasmetto i geni, lui trasmette la roba, direbbe Pirandello, lui trasmette i beni. Pensateci alle parole, le parole sono determinanti nel costruire la simbologia delle nostre istituzioni. Ecco, le religioni, le leggi, le istituzioni controllano le donne e i sottoposti, non gli uomini liberi. Gli uomini liberi si controllano da sé, la libertà delle donne per millenni non è stata prevista e quando viene rivendicata non la si perdona. Questo è il femminicidio. Femminicidio non vuol mica dire che si ammazza una donna. Una donna può morire in banca durante una rapina, sulle strisce perché è passato uno a 90 all'ora. Non è questo il femminicidio. Femminicidio vuol dire che si ammazza una donna perché è donna, ossia perché rivendica una libertà che a lei non è consentita. Mi ha lasciato, mi ha tradito, non mi ha obbedito, ha deluso le aspettative che io avevo nei suoi confronti. Questo è il femminicidio. Il crimine che più frequentemente viene imputato a una donna è di andare contro le aspettative sociali. Per questo può essere punita, per questo è stata punita per secoli, per questo abbiamo combattuto tanto nella seconda metà
del secolo scorso ed è una memoria che io vorrei che l'università e la scuola trasmettessero, perché le famiglie non lo fanno, non lo sanno fare, non lo vogliono fare, non lo possono fare. Vorrei che si trasmettesse che quel diritto che vi viene presentato come astratto in realtà non è mai stato neutro. È stato un diritto in cui la parola uomo voleva dire maschio e ancora adesso addirittura dobbiamo combattere perché una donna venga chiamata con un nome femminile, perché ancora adesso c'è chi dice ministro o assessore, perché questo è stato per secoli la norma. Il fatto che una donna avesse una posizione di potere era un'eccezione, era lì per caso, ma quella era una carica che doveva essere destinato a un maschio. Quando abbiamo detto, e in questo ci ha aiutato moltissimo la storia della contraccezione, che è un'altra storia che a scuola non si impara, quando abbiamo detto che noi potevamo decidere se procreare o no, che noi avevamo in mano le redini del nostro destino, che non era biologico ma era culturale, abbiamo provocato un vero scandalo. Quando abbiamo parlato non più di dovere ma di progetto, è stata una rivoluzione. L'unica rivoluzione della storia che si sia compiuta senza torcere un capello a nessuno. L'unica della storia senza una goccia di sangue e senza una violenza, ma una rivoluzione che ridisegnava le discipline, che ridisegnava la cittadinanza. Questo sono gli studi di genere. Non un'occhiatina di traverso al fatto che dobbiamo volerci tutti più bene, ma un rileggere il diritto, rileggere la sociologia, l'economia, la storia, come se i soggetti fossero due, perché attualmente tutte queste discipline sono lette con uno sguardo androcentrico. Vi ricordate quando si diceva tota mulier in utero? Ecco, a questo abbiamo reagito, a questo reagiamo ancora adesso quando constatiamo che in italiano, per esempio, non c'è nessuna parola che definisca una donna senza figli e ancora le si fanno le condoglianze per questo, non si fanno mai a un uomo. Io ho una figlia che ha 46 anni e non ha figli ed è tutta la vita, anzi gli ultimi 26 anni della sua vita, da quando è giudicata fertile dal contesto, che viene, come dire, messa a processo. Ma come mai? Ma ti è capitato qualcosa? Ma lo sai che da vecchia poi non ci sarà nessuno che bada a te, perché fare figli è procreare badanti in anticipo gratuite. Ecco, allora, se voi vi chiedete perché, ed è giusto domandarselo, perché agli occhi di un marziano, della venusiana di cui parlavo in quel libro, sembrano cose strane, dovete partire da molto lontano. Dovete partire da quando la sessualità è stata definita da sacerdoti, giuristi, filosofi, educatori, medici, tutti maschi. Leggeteli i vostri libri, cercate un nome di donna in chi ha fondato queste discipline. C'erano le donne, c'era Ipazia, ma nessun libro di filosofia la considera. C'era Trotula, ma nei libri di medicina non è nominata. Ecco, quando questi pensatori, questi educatori, questi religiosi hanno costruito il nostro ordine simbolico, hanno fatto un'operazione che il potere fa quasi sempre ed è micidiale. Hanno definito come naturale ciò che invece era culturale, attribuendo a Dio o alla natura il compito di aver costruito ciò che invece avevano costruito gli uomini e la storia. Sembrano lontani questi precetti, quell'ordine simbolico, ma vi siamo ancora in gran parte immersi. E la nostra società, che sembra così moderna, così disinibita, così libertaria, ha ancora dentro di sé le matrici di quel passato ed è ancora, tutto sommato, profondamente androcentrica, l'ho già detto, ma anche profondamente sessuofobica. Vi faccio un piccolo esempio per capirci. Quando si dice barzellette sporche, lo diciamo tutti, quella è una barzelletta sporca. Non dire questo davanti ai bambini, che non si deve. Che cosa intendiamo? L'esempio di Luciana Littizzetto, il televisivo esempio di Luciana Littizzetto, è emblematico. O cose legate all'ambito degli escrementi, o cose legate al sesso. Vi pare normale, naturale questo accostamento?
Vi pare che fin da bambini possiamo imparare che il sesso, il rapporto fra un uomo e una donna è una cosa sporca di cui si parla di nascosto? Vi pare naturale che si esalti la maternità, ma non si parli mai di come nasce il progetto e l'esecuzione della maternità? Si proibisce, si punisce, si indirizza, ma prima ancora di fare tutto questo si polarizza. Ed è una tendenza che l'Occidente ha fortissima dentro alla pancia della sua filosofia antica, quella di creare due poli contrapposti, di distinguere il bianco e il nero, l'alto e il basso, il giusto e lo sbagliato, evitando di sottoporre all'attenzione condivisa che non c'è il bianco e il nero ma c'è una gamma infinita di grigi, che non c'è la ragione e il torto ma c'è una gamma infinita di posizioni intermedi. Ma questa polarizzazione è utilissima a un potere che voglia essere repressivo, ed è un potere non soltanto etico ma addirittura epistemologico, fondativo del nostro modo di ragionare in moltissimi campi. È quello che la società si esercita a fare e che anche quei mass media che sembrano così contemporanei ci sbattono davanti agli occhi ogni giorno, quasi che la società avesse paura della fragilità della diversificazione, temesse l'ambiguità come una minaccia, temesse ogni cosa diversa come un pericolo e quindi ricorresse a delle categorie rigide e polarizzate per cercare un senso di coesione, a un'identità e fare ordine in un mondo che, essendo così molteplice e così vario, alla fine spaventerebbe. Le dicotomie preparano le disuguaglianze e giustificano le esclusioni. Pensate all'orientamento sessuale, il fondamento di tutte le dicotomie. O sei eterosessuale o sei fuori. Allora, quando cominciamo le lezioni di genere all'università, in genere partiamo dalle parole, perché sono quelle che danno senso alla vita e definiscono i confini di ciò che noi pensiamo e quindi di ciò che noi facciamo. E dico sempre all'inizio che disuguaglianza è una cosa e differenza è un'altra. E mi dicono le studentesse e gli studenti, ma come, non sono sinonimi? No. Se l'italiano ha due parole vuol dire che ha due significati in generale ed è ben lontano dalla sinonimia il significato di queste due parole. Perché differenza vuol dire che io sono diverso da te, tu sei bionda, tu sei bruna, io ho gli occhi azzurri, io sono nero, tu sei giallo, io sono cattolico, tu sei musulmano, io sono comunista, tu sei democristiano, si diceva ai tempi miei. E questa è una ricchezza, si dice, no? L'Occidente aperto, emancipato, progressista, policulturale, dice questa è una ricchezza, che belle le differenze. Salvo poi, quando se le trova davanti, spaventarsi e allora tradurle immediatamente in disuguaglianze. Disuguaglianza non vuol dire che tu sei diverso da me, vuol dire che tu sei peggio di me. Disuguaglianza vuol dire che io sono giusta e tu sei sbagliato. Ed è questa che combattiamo. Ed è per questo che quando si dice avete raggiunto la parità, si dice una cosa che è vera, sì, nella normativa, non c'è più nessuna legge che ci condanni a una discriminazione, però non è vera nella sostanza. Vi potrei citare infiniti casi nell'economia, nella politica, nella vita familiare, dove la differenza si traduce in disuguaglianza, dove la mascolinità è superiore alla femminilità, dove si dice che la donna deve essere pari all'uomo e vuol dire che il modello da imitare è sopra, dove si dice l'altra metà del cielo e quando tu dici l'altra metà del cielo vuol dire che sei tu che guardi e l'altra è l'altra, e lo sguardo è il tuo. Stiamo attenti alle metafore, sono indicative. Ecco, e la maschilità è superiore alla femminilità e lo è dai tempi di Aristotele se non dei presocratici, perché la femminilità, e qui torno al discorso delle origini, è inchiodata alla corporeità. L'uomo si occupa delle cose immateriali che sono superiori in quanto astratte, che sono, come dire, intellettuali, spirituali, di grande valore. Ricordate che virtù viene da vir, e vir non voleva dire umanità, voleva dire maschio.
mentre la donna è inchiodata a una corporeità che è quella della riproduzione, che è quella della cura, che è quella che dà origine a quell'altra dicotomia da cui ancora facciamo tanta fatica a scrollarci, tra pubblico e privato, dove il privato è la cura materiale dei giorni, che è quella che regge l'universo. La manutenzione dei corpi, della natura, della vita, dovrebbe essere al centro dell'attenzione, invece è considerata una cosa così, di scarsa importanza, tant'è vero che maestra si può dire. Maestra si è sempre detto, maestra è quella che cura i bambini, che gli asciuga il naso, che gli asciuga le lacrime. Mentre ministra non si può dire, non si vuole dire, perché quella si occupa di cose importanti. Diffidate di quelli che vi dicono che uomo e donna sono complementari. È una complementarietà pelosa. Complementarietà vuol dire che si incastrano così. Invece noi ci incastriamo così. Nel senso che sono complementari perché ciascuno decide qualcosa. Lui decide quali leggi dare al paese, lei decide cosa fare per cena. Se questo è complementare ve lo lascio immaginare, però vi ricordo un dato che molti trascurano, che in Italia le donne lavorano una volta e mezzo, le donne che lavorano, cioè che hanno un'occupazione, lavorano una volta e mezzo quello che lavorano i loro compagni, che quando tornano a casa si rilassano, mentre le donne cominciano quello che si chiama da sempre il doppio lavoro. Ed è anche qua il linguaggio, la cartina di tornasole. Molte di noi dicono con orgoglio, l'ho detto anch'io, che ho un marito effettivamente molto, chiamiamolo aperto, non lo so se si può dire. Insomma, dicevo, mi aiuta in casa. Che bello, che bravo. E poi mi sono chiesta, ma aiuta perché? Aiuta vuol dire che tocca a me farlo e lui gentilmente si presta. Lui non sporca i piatti, lui non sporca i calzini, lui non sporca niente, lui non mangia, non fa i figli li faccio solo io. Allora cosa vuol dire mi aiuta? È nel linguaggio quotidiano la discriminazione, non nel codice dei lavori della Camera e del Senato. E questo però non lo diciamo soltanto noi oggi che siamo tanto emancipati e moderni, lo diceva già Platone, nell'Aristotele, scusate, stabiliva che le donne servono per la riproduzione fisica, i maschi per la riproduzione metafisica, a ciascuno il suo, tant'è vero che tutto l'universo religioso, che viene da Aristotele, perché i padri della Chiesa molto hanno attinto di lì, è rigorosamente maschio. La donna è priva di coscienza etica e le sue attrattive sono solo fisiche, Kant. È immediatezza naturale, una bambinina così vivace, spigliata, Hegel. È un uomo mal riuscito, Freud. È un passatempo per gli uomini, Nietzsche, fino ad arrivare al buco vischioso di Sartre, di cui vi faccio grazia. Che il femminile incarni da un lato questo, come dire, complemento dell'uomo quando è moglie e madre, e dall'altra una figura pericolosa, la tentatrice, la dark lady, la vamp. Voi sapete che vamp viene da vampiro. È una donna pericolosa, anche questa seconda faccia, diciamo, che era quella che combattevamo dicendo né puttane né madonne, finalmente solo donne, che sembrava una rivendicazione da slogan, ma aveva alle spalle tutta questa storia, che la donna, cioè il femminile, incarni gli aspetti irrazionali dell'animo umano, ce lo diceva già la tragedia greca, ce lo diceva tutta la mitologia, la schiera delle donne pericolose, dalle Erinni alle Parche, è infinita, ce lo diceva anche Omero. Io vi ricordo che Calipso e Circe, che distoglievano l'eroe dai suoi doveri di cittadino, di padre e di marito, ce l'ha spiegato bene una grecista insigne che si chiama Eva Cantarella, ha scritto dei libri bellissimi che vi consiglio. Eva Cantarella ci dice che Circe e Calipso non sono pericolose perché sono
si potrebbe dire adesso, di facili costumi, tutt'altro. Anzi, sono semidee, ninfe o dee. No, sono pericolose perché sono sole. Sono donne autonome, autodeterminate, diciamo noi, ed è questo che va negato. È, come dire, l'anticipo di Eva, che rivendica la conoscenza, che pretende la libertà di giudizio, che vuole conoscere, che vuole sapere, e per questo diventa il capro espiatorio di tutti i mali dell'umanità. Lo stesso ruolo che aveva già sostenuto Pandora nella mitologia greca, è responsabile del peccato originale. Oggi Papa Francesco demolisce questo mito che ha avuto fortuna per 2 millenni, anche in questo è molto moderno, molto anticipatore questo Papa, per altre cose meno. La donna tentatrice è una considerazione offensiva, ha detto recentemente, eppure tanti di noi, e forse anch'io qualche volta, nella vita antica, quando ancora non facevo questi studi, diciamo puttana Eva, che è un'esclamazione diffusa, che è un'esclamazione cretina, perché se ci riflettete era difficilissimo in un paradiso in cui c'era solo Adamo, come si può dire, esercitare. Non voglio applausi. È un pensiero, come dire, del terra-terra, dicono a Roma. Ma il ragionamento però non è terra-terra. Perché si dice questo? Perché in ogni donna si vede questo potenzialmente. L'ha recentemente detto addirittura uno psicologo in televisione. Ma le donne, se non le tieni un po' a freno, sono un po' tutte così. E per questo quello slogan antico riacquista, come dire, spessore, solidità. Questa libertà fittizia che ci viene concessa ma è subordinata sempre. Allora, volevo dire tante altre cose, ci sarebbe anche da fare un paragone che non abbiamo tempo a fare qui, ma vi rimando a un'altra volta. Il parallelo fra gli imperativi dettati dal patriarcato e quelli dettati dal mercato, che ci prescrive come dobbiamo essere, l'idea di bellezza obbligatoria e di perfezione obbligatoria secondo cliché imposti. Ci lamentiamo del velo, ma giustamente diceva Fatima Mernissi, la taglia 42 è il velo dell'Occidente, è un'altra gabbia che ci viene imposta. Lascio stare questa cosa, voglio solo arrivare a dire l'ultima delle cose che mi interessano. Voi sapete che è in atto una reazione furibonda, oserei dire isterica, se isterica non fosse legata alla parola utero. Una reazione furibonda di fronte a tutti coloro, io ne faccio parte, che cercano di introdurre l'educazione di genere nelle scuole. Educazione di genere non vuol dire far diventare tutti omosessuali con la bacchetta magica, che è una cosa di cui sono stranamente convinti molti pensatori illuminati. Educazione di genere vuol dire rendere esplicito ciò che finora è stato implicito, perché educazione di genere si fa da millenni, solo che non si dichiara come tale, viene sottintesa, viene fatta quotidianamente con lo stillicidio che vi ho detto, con le mamme che dicono alla figlia femmina sparecchia mentre il figlio maschio può non farlo, o le maestre d'asilo che dicono non piangere, che figura ci fai con i tuoi compagni al maschietto, eccetera. Voi lo sapete, sembrano banalità ma si riproducono inesorabili in ogni città d'Italia, in ogni generazione. Ebbene, la lotta contro questa educazione, che poi è quello di cui stiamo parlando qua, rendere esplicito ciò che è stato implicito, ripercorrere anche le discipline sotto quest'ottica, imparare a leggere nella storia ciò che la storia ufficiale non racconta, recuperare alla bellezza del mondo nomi sconosciuti. Tutto questo fa parte di un dovere, secondo me, della scuola, che invece finora è stata a lungo vestale di quell'educazione di genere implicita che faceva finta di essere assessuati davanti a sé.
che dimenticava che davanti a sé aveva giovani uomini e giovani donne che vivevano proprio un periodo della loro vita in cui l'identità di genere si stava costruendo e avevano dubbi, avevano problemi, avevano paure a cui nessuno rispondeva, né la famiglia né la scuola. E allora o pensiamo a questo, o pensiamo al linguaggio quotidiano, come ho cercato di dire, così imparcito di stereotipi, o pensiamo alle trappole che l'inerzia mentale ci riserva, perché non c'è niente che mi ha fatto più arrabbiare nella mia vita di studenti e studentesse che mi dicevano: ma cosa combatte tanto? Si è sempre detto così, si è sempre fatto così. Ecco, l'università, ma prima ancora anche la scuola, ma più di tutto quest'aula, è l'unico luogo della vostra vita in cui imparerete quello che non si è mai fatto e non si è mai detto, perché per sapere quello che si è sempre fatto e si è sempre detto vi basta il mondo là fuori. Qui non venite per imparare risposte, qui venite per farvi domande. E il nostro ruolo non è quello di darvi il compitino prescritto, la lezioncina prefabbricata, è quello di aiutarvi a usare la vostra testa in modo da farvi delle domande che finora non si sono fatte. E questo non per affermare una presunta superiorità femminile, non per condurre battaglie fra i sessi, questa non è una battaglia, questa è semplicemente la ricerca. E devo dire orgogliosa, perché è vero che si sono fatti passi avanti, è vero che si è fatto moltissimo negli ultimi 50-60 anni che per tutto il resto della storia non si era fatto, ma è anche vero che attualmente rischiamo di fare dei passi indietro, backlash lo chiamano le sociologhe americane, processo di ritorno all'indietro. Se vi dimenticate quello che è stato, se smettete di combattere, se smettete di volere rivendicare i vostri diritti, se fate come una mia studentessa che un giorno mi ha detto: uno schiaffo è solo una carezza veloce, una frase che mi ha stesa, distrutta, non stesa perché venisse detto, ma perché mi vedeva detto da una giovane donna in un luogo come l'università, dove bisognerebbe riflettere su ciò che si dice. Quando ho cercato di discuterne con lei mi ha risposto: preferisco un uomo violento che restare sola. E questo è un altro dei problemi del backlash. Il terrore della solitudine, l'obbligo alla vita di coppia lo sentono già a 12 anni, anche se la coppia è così, anche se la coppia dà sofferenza anziché dare gioia come dovrebbe. Vedete come sono disorientate le giovani donne, le donne giovanissime, e come sono disorientati anche i giovani maschi, posti di fronte a un fantasma inatteso che è quello della libertà femminile. Ecco, di fronte a tutto questo io penso che iniziative come quelle di oggi non siano solo utili, siano necessarie, e per questo rinnovo il mio grazie a chi l'ha organizzata e a voi tutte e tutti che siete venuti stasera. Grazie di tutto. Grazie davvero per gli stimoli, per tutto quello che ci è stato detto e che sicuramente finiremo per rielaborare e riflettere nei prossimi giorni. Credo che l'intervento della professoressa Priulla sia anche, come dire, abbia lanciato anche un po' un testimone al prossimo relatore, che è Emanuele Proseppe, che è psicologo e psicoterapeuta, lavora a Padova e dirige una comunità terapeutica che si chiama Irone, che si occupa di problematiche psichiche nel campo, nel mondo della tossicodipendenza. Il titolo della sua relazione è altamente evocativo: l'orrore dell'umanità, la violenza sulle donne. A dottor Proseppe il microfono. Non mi alzo perché sono alto, quindi resto seduto. Hic sunt futura, hic sunt leones.
Allora, l'orrore dell'umanità, la violenza sulle donne. Dalla prima lettera ai Corinzi. L'amore è paziente, è benevole, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, non gioisce, ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Prima di intraprendere questa scrittura sulla violenza sulle donne, tema così doloroso da affrontare e per noi psicoanalisti doloroso anche da ascoltare, vorrei raccontare un aneddoto, ho già accennato prima ma però breve e conciso. Quando ho cercato in internet alcune parole chiavi, sono andato sull'inglese, men violating women, men violating women. L'elenco dei risultati furono i seguenti: donne che uccidono gli uomini, donne che abusano altri, donne che picchiano e poi, dopo vari altri misfatti delle donne, finalmente qualcosa che aveva a che fare con la ricerca che chiedevo, e cioè storie di uomini che hanno usato violenza sulle donne. Il mio computer nello scrivere femminicidio mi dava la parola come sconosciuta. E allora io ho detto, io sono di madrelingua inglese, per cui io ho detto, forse l'ho scritto male. Quindi sono andato a controllare se fosse scritto almeno bene. Era scritto bene, ma il mio computer non riconosceva femminicidio. Mi infastidisco e continuo la ricerca, adesso in modo più assiduo, in qualche modo più professionale, e scopro che la parola femminicidio esiste nella lingua italiana solo a partire dal 2001. Prima si usava il termine uxoricidio, composta dalla radice latina uxor, moglie, e quindi alludendo solo all'uccisione di una donna in quanto moglie, e legalmente veniva estesa anche agli uomini, veniva concessa anche agli uomini, quindi al coniuge in generale. Non esisteva in italiano una parola che intendesse l'uccisione della donna proprio in quanto donna. In lingua inglese, invece, la parola femicide esiste dal 1801, 200 anni prima. È vero anche che in Inghilterra la condizione femminile è stata, in positivo e in negativo, più centrale nella cultura anglosassone. Thanatos ed Eros entrano in scena. Comincia a complicarsi la cosa. Quindi, se la civiltà impone sacrifici tanto grandi non solo alla sessualità, ma anche all'aggressività dell'uomo, allora intendiamo meglio perché l'uomo stenti a trovare in essa la sua felicità. Di fatto, l'uomo primordiale stava meglio, poiché ignorava qualsiasi restrizione pulsionale. Poteva fare quello che voleva. L'uomo inteso come umanità, qui Freud è ben preciso. In compenso, la sua sicurezza di godere a lungo di tale felicità era molto esigua. L'uomo civile ha barattato una parte della sua possibilità di felicità per un po' di sicurezza, mettendo delle leggi, no? Entrando ora nello specifico, ritengo utile spendere qualche parola sull'origine della parola aggressività o sull'aggressività in generale, un tema che coinvolge da molti anni esperti di diverse discipline e tra queste anche gli psicoanalisti e la psicoanalisi. Aggressività deriva dal termine latino ad gradior, che ha il significato di dirigersi verso, andare contro, in negativo, quindi
ma anche andare incontro. C'è un aspetto positivo, no? Va subito chiarito che per quel che riguarda l'origine dell'aggressività nell'uomo esistono opinioni contrastanti, ma che gli ultimi studi ed esperimenti tendono a mettere maggiormente in evidenza qualcosa che la psicoanalisi aveva stabilito 100 anni fa, 1921 circa. La pulsione aggressiva insorge spontaneamente e si accumula se non viene scaricata, e che l'attuazione di comportamenti aggressivi ne provocherebbe il rilassamento. E questo è un paradosso incredibile. Questa aggressività viene diretta quasi costantemente verso le donne. Questo è un dato di fatto. Nell'Ottocento la scienza psichiatrica ebbe un'impennata tecnologica, uso questo termine molto lasco. Non a caso i delitti più efferati, continuativi, incessanti, sono proprio in questo periodo storico. Ce ne sono stati altri, poi vi dirò, però questo ricordo qua come esempio per molti altri, Jack the Ripper. Vedete che io farò sempre riferimento alla cultura inglese o americana, noblesse oblige, ma l'elenco è veramente lungo, ce ne sono tanti casi. I centri di cura e di sperimentazione per le malattie mentali fioriscono tutto lungo l'Europa, vari centri. Cesare Lombroso, allora, e dopo buttate via questo nome, ma solo per antropologo e psichiatra, vissuto nella seconda metà dell'Ottocento, si sforzò di evidenziare nei criminali delle note morfologiche particolari, considerando l'espressione di un'anomalia di formazione. Distinse due tipi di delinquenti, il delinquente nato e il delinquente occasionale. Vabbè, ma questo non ci... Sta di fatto che il delinquente nato era considerato un soggetto non recuperabile, da sopprimere o da rinchiudere, mentre per i delinquenti occasionali si poteva prevedere qualche forma di rieducazione in carcere. La parte importante, o almeno il succo per quanto riguarda Lombroso, era che già nel 1800 si comincia ad avere quest'idea che volontà malvagio, libero, cosciente, ma che piuttosto hanno tendenze malvagie originate da un'organizzazione psichica e fisica diversa dall'uomo normale. Quindi il delinquente era psichicamente e fisicamente diverso. Lombroso studiò a lungo i crani, le facce, i piedi, le abitudini, eccetera. Tutto questo non ebbe molto successo in realtà, ma comunque. Anche la psicoanalisi si è occupata di trovare un'origine alle condotte aggressive. Fu Sigmund Freud che nel 1920, con una nuova formulazione dell'apparato psichico, a voi non interessa questo, ma era per dire che lui vedeva lo psichismo come qualcosa, come dire, come un luogo, ecco, metteva delle parole all'interno di questo luogo. E tenta di spiegare meglio questa dinamica, introducendo il concetto di pulsione di morte, Thanatos, e lo definì come la tendenza di tutti gli esseri viventi a tornare ad uno stato inorganico. Questo l'ha chiamato il principio di Nirvana, che non è il gruppo musicale, è proprio uno stato preciso. A questa forza si oppone una pulsione di vita, Eros, che cerca di riorganizzare ciò che è possibile organizzare. E questo si chiama il principio di realtà. Quindi notate come un principio di nirvana. Se qualcuno dice nirvana, credo che stiano pensando a gente che si fa le canne o meno e che sia uno stato di bliss completo. È un principio di realtà. Per noi psicoanalisti, non tutti in realtà, ma una gran parte della psicoanalisi, questa concettualizzazione stabilisce che il masochismo è primario e il sadismo è una sua estroflessione, che la vita tenta di divincolarsi, in realtà Freud userà il termine disimpastarsi,
dalla morte attraverso, ahimè, un'azione di aggressività. Il comportamento aggressivo, secondo questo modello, avrebbe dunque il duplice scopo di portare all'esterno questa forza, altrimenti autodistruttiva, e di ridurre uno stato di tensione pulsionale. In entrambi i casi, però, Freud non mise in discussione il concetto per cui l'aggressività era sostanzialmente una caratteristica innata dell'esistenza umana. Questa è una prospettiva pessimistica, ma chi conosce Freud sa che Freud fosse pessimistico di suo. Poi sono venuti anche gli etologi, Konrad Lorenz per tutti, hanno confermato in realtà le ipotesi di Freud. Cosa fanno gli animali a cui non è permesso di lottare per il cibo, per l'accoppiamento, per la difesa del territorio, per il rispetto della loro posizione gerarchica all'interno di un gruppo? Esprimono aggressività, si cimentano in estenuanti lotti. Da un punto di vista etologico, dunque, l'aggressività è un istinto primario trasmesso ereditariamente per favorire l'adattamento della specie, anche quella umana. Gli esemplari maggiormente aggressivi, infatti, hanno sempre maggiori possibilità di successo nella sfida per la sopravvivenza e possono riprodursi trasmettendo le proprie caratteristiche. Bella storia. Una piccola deviazione mi sia concessa, però. Nella mia adolescenza, passata con i frati francescani, mi sono imbattuto in vari libri. Spesso ricordo ai miei studenti, ai miei allievi, di questa biblioteca che avevamo alla scuola. Era molto vasta e ben fornita. E fra alcuni testi che noi potevamo consultare c'erano alcuni testi forti e pericolosi, alcuni. E in una delle mie ricerche per la materia di teologia, proprio sulla condizione femminile nelle varie epoche cristiane, mi capitò fra le mani un libro strano, affascinante e orribile, il Malleus Maleficarum, tradotto come il martello delle streghe. Maleficarum, non maleficorum, maleficarum, femminile. Il Malleus Maleficarum è un testo redatto in latino e pubblicato nel 1487 da Jakob Sprenger e Heinrich Isidor Kramer con il solo scopo di reprimere i culti pagani, l'eresia e la stregoneria. Prima si parlava di roghi. Il testo del Malleus conteneva una serie compiuta di proposizioni precedentemente studiate che consentivano all'inquisitore di turno di riconoscere e combattere il reato di stregoneria partendo da cosa era quel fenomeno in quel momento storico preciso. Inoltre, il Malleus Maleficarum non è un testo originale, è una summa, una raccolta di credenze e informazioni sul fenomeno della stregoneria ottenuti grazie allo studio di testi antichi precedenti. Nell'Antico Testamento, mi pare che sia in Deuteronomio, c'è il fatto che tutte le streghe devono essere cacciate via, quindi è antica la storia delle streghe. Il punto centrale comunque è che nonostante ci fosse la presenza anche di misure contro maghi, era la donna, Maleficarum, e femminile, a godere di maggiori attenzioni. L'alto livello di misoginia derivava dal fatto che, anche secondo Aristotele e Sant'Agostino, la donna altro non era che un maschio mancato, la negazione della donna, la negazione del femminile. In una lettera a Wilhelm Weiss del 24 gennaio del 1897, Wilhelm Weiss è il confidante Freud, Freud scrive a Weiss: se arrivassi soltanto a sapere perché nelle loro confessioni le streghe non mancano mai di dire che lo sperma del diavolo è freddo, ho ordinato un Malleus Maleficarum e ora che ho dato gli ultimi ritocchi alla paralisi dei bambini, sta parlando di un lavoro che lui ha fatto nell'86 sul fatto che i bambini, o perché si paralizzassero in modo isterico,
brutta parola, voglio studiarlo accuratamente. Le storie del diavolo, il vocabolario delle imprecazioni popolari, i canti e le abitudini dei bambini, tutto acquista un senso per me. Questo libro è strutturato in 3 grossi tronchi. La prima parte tratta della natura della stregoneria e dove le donne, a causa dello scarso intelletto e debolezza, possono essere facilmente concupite dal diavolo, che tende ad usarle come oggetti sessuali. La seconda parte approfondisce gli schemi della prima e fornisce istruzioni sul modo di fare le stregonerie e il modo in cui si possono facilmente eliminare. E la terza parte è quella più violenta, che si parla di come catturarle, di processo, la detenzione e così via. Il Malleus Maleficarum divenne un testo di grande importanza e venne costantemente consultato fino alla metà del XVII secolo, sia dal mondo cattolico che da quello protestante. L'uso manualistico del testo subì un rallentamento con l'avvento dell'umanesimo, ma con la nascita della riforma protestante la Chiesa mutò atteggiamento e mise da parte tutto questo. L'aggressività riversata sulle donne, però questo è il punto, è antico ed è spesso mascherato con ottime intenzioni, estirpare la stregoneria dal mondo, e che in realtà nasconde sempre l'orrore dell'umanità. La violenza e le donne, la violenza sulle donne. Questa è una frase detta da Simone de Beauvoir, che era la compagna di Sartre, per cui nessuno è di fronte alla donna più arrogante, aggressivo e sdegnoso dell'uomo malsicuro della propria virilità. La semplice e spietata violenza sulle donne è un argomento così delicato e complesso che ancora oggi risulta difficile parlarne. Culturalmente è un tema tabù, troppo doloroso da accettare. Lascerai stare le statistiche che riguardano la quantità e quant'altro, e tanto, ma questo va detto. Le informazioni scaturite dalle varie inchieste sull'argomento in questione ci dicono che la violenza sulle donne è in forte aumento, ma la percentuale di donne che denunciano di essere state vittime di violenza, sia psichica che fisica, risulta essere molto bassa. È come dire che le donne debbono imparare a convivere con l'idea che almeno una volta nella vita debbono incorrere in atti violenti causateli da una persona aggressiva e spietata, che sia conoscente, amico, familiare, marito, estraneo, non importa, la violenza permane. Per violenza sulle donne io intendo qualsiasi atto scabroso, violento, aggressivo e spietato che si possa commettere su una donna senza il suo consenso. Esistono comportamenti tacitamente violenti che non sembrano toccano l'abuso carnale, ma anch'essi rientrano nella violenza. Si tratta di manipolazione psicologica della donna, controllo sistematico della sua vita, violazione della sua privacy, sottomissione ed aperta ostilità nei suoi riguardi, come la gelosia estrema e conflitti che degenerano in offese private e pubbliche. Le dinamiche che circuiscono la vita dell'artefice e della vittima sono individuabili in base al tipo di rapporto che intercorre tra di loro. Quando mi fu chiesto di venire qui a fare questo intervento, ho letto quello che c'era insomma sui giornali per quanto riguarda la giovane Silvia Gobbato. E avevo visto che alcune di queste cose che sto per dire adesso si riscontrano nel suo carnefice, insomma. Quando si parla di violenza sulle donne, di solito distinguere diversi tipi di violenza: impulsiva, preterintenzionale, che ho intenzione di fare del male ma non di uccidere, mi arrabbio, do un pugno, la ragazza cade, batte la testa e muore. Impulsiva e basta, ho intenzione solo in quel momento di uccidere. Mi fa arrabbiare, perdo il lume della ragione, la strozzo, lei muore. Strategica, pare un'idea, ho un piano di assassinio preparato da giorni, aspetto la mia ex donna che mi ha lasciato dietro un cespuglio, lei arrivo e l'ammazzo. Di gruppo, con un gruppo di maschi dopo aver bevuto molte birre, ci prendiamo una ragazza e la violentiamo insieme, poi la buttiamo giù dalla macchina e lei muore.
da fallimento della grandiosità narcisista. Come si permette una come lei, che avevo raccolto per strada, di sfidarmi o di lasciarmi? Questa umiliazione, questa perdita della faccia per me è insopportabile, la uccido. Antisociale o amorale, mi ha stufato, non mi serve più. Ho un'altra più giovane, più bella, la uccido e così sono libero. Da un punto di vista psicoanalitico, le letture sulla violenza nei confronti delle donne possono essere molteplici. Ne scelgo 3, perché mi sembrano quelle più pertinenti a questa giornata. La premeditazione significa aver rivissuto la scena ripetutamente, con implicazioni interiorizzate. Non esiste una predisposizione a diventare omicidi seriali, così come non esiste per diventare pedofili o stupratori, ma si entra nella categoria attraverso un lungo percorso che comincia dall'infanzia, con i primi traumi e le prime angosciose situazioni da superare. È ormai conoscenza comune e asseverata che se un bambino o una bambina assistono a violenze sistematiche da parte di un genitore verso l'altro genitore o verso un fratello, o se essi stessi subiscono violenza, è più facile che poi utilizzino la violenza quando si trovano in condizioni di stress. La violenza è per molti pazienti il tentativo di controllare la depressione derivata da sentimenti di umiliazione inaccettabili che sono cresciuti in ambienti violenti, essendo umiliati e maltrattati da figure di riferimento. Secondo punto è aver scelto di aggredire e poi uccidere una donna perché sola e indifesa richiama un antico rapporto con una madre interiore mortifera e mortificante. In questo la mitologia greca pone le basi per una possibile comprensione. La leggenda di Edipo è una storia tragica di un bambino abbandonato perché voluto dalla madre, egoisticamente, e non amato dal padre, per cui viene dato per morto. Non si manda via, insomma. La madre subisce la violenza della nascita di un figlio che sa che dovrà far morire, subendo contemporaneamente le angherie di un marito che la copre di incessanti insulti durante tutta la gravidanza. Queste immagini primitive rimangono nel patrimonio intrapsichico del bambino, che da grande è molto rabbioso verso la vita, tanto da uccidere lungo la strada uno sconosciuto solo perché non voleva spostarsi dalla corsia. Voi sapete la storia, no? Cioè, arriva il padre in travestito, e il padre biologico, quello vero, che l'avevano dato... L'avevano ammazzato, in realtà loro pensavano di averlo ammazzato, però in realtà come in Biancaneve, dove c'è il buon cacciatore che non ha pietà di Biancaneve, la stessa cosa succede per Edipo, no? Per cui c'è il buon servitore della coppia originaria che non lo uccide, però lo manda in un altro regno. Ecco, Edipo viene cresciuto e poi vuole andare, diventa di adolescente, credo, di maggiore età, insomma, vuole andare ad esplorare il mondo come si fa adesso ai 18 anni, uno va in giro per il mondo e lungo la strada, molto stretta, c'è un carro che arriva dal lato opposto e lui si arrabbia perché il carro si dovrebbe spostare per lui e su questo carro però c'è il suo padre biologico. E lui fa cadere il carro e il padre e ammazza il padre. Il terzo punto, così, non può sfuggire l'osservazione del fenomeno macroscopico, e qui è, come dire, sociologico questo aspetto psicoanalitico, cioè di gruppo, di un generale indebolimento del superio sociale o religioso. La coscienza diffusa e condivisa di ciò che è bene e di ciò che è male come istanza normativa interiorizzata del singolo e della comunità. Oggi nessuno è più timorato di niente, oggigiorno, con conseguente allontanamento dei freni inibitori dei limiti dei comportamenti collettivi. Se l'epifenomeno societario emerge dalla stregua di un sintomo, dal punto di vista psicoanalitico è di particolare interesse la modalità attraverso la quale aggressività può venire gestita e le strade che esse può intraprendere, problema del quale Freud ipotizza dapprima una soluzione che passa attraverso particolari formazioni psichiche, quali per esempio la formazione reattiva,
una reazione, come risulta nei metodi intesi a far sviluppare negli uomini identificazioni e relazioni amorose inibite alla meta. Il disagio della civiltà è in realtà il disagio del processo di civilizzazione, del percorso doloroso e tortuoso che ha portato ad esso come una conquista. Ultimo punto e ho finito. Distruggere l'oggetto che ha prodotto la vita è l'orrore dell'umanità. Un famoso psicoanalista, Otto Kernberg, dice: bambini maltrattati sviluppano maggiore dipendenza dai genitori abusanti e tendono a riprodurre i rapporti di maltrattamento nell'età adulta. Da psicoanalista io mi occupo di emozioni forti, interiori e forti, e l'aggressività è una di queste emozioni che si presentano sotto forma di disagio per il paziente che viene da me. Queste emozioni non trovano una soluzione, una risoluzione spontanea, perché hanno una loro dinamicità. Le emozioni sono difficili da gestire, controllare, e soprattutto queste emozioni non ci preavvisano delle loro intenzioni, perché hanno una loro imprevedibilità. Le emozioni sono il modo in cui conosciamo il mondo e organizziamo le relazioni fra le persone. Le emozioni sono per la psicoanalisi quella cosa chiamata inconscio e la dinamica che avviene al suo interno, il suo movimento interiore. Come psicoanalista cerco di ascoltare queste dissonanze interiori che affliggono la persona in tutte le sfaccettature create proprio da queste emozioni. I conflitti interni che portano ansie e mal di vivere, le carenze affettive antiche che producono turbamenti angoscianti profondi, il vuoto arcaico che non produce alcun suono, parola o dinamica. La complessità della persona è molto difficile da comprendere, da cogliere, questo sempre. Gli uomini che usano violenza contro una donna sono uomini con disturbi mentali severi, persone malate con manie di persecuzione e di controllo o disturbi legati all'impotenza sessuale. Si parla di disturbi di personalità che spesso nascono nelle famiglie con storie di violenza. Va combattuta come grave problema psichiatrico con risvolti sociali importanti. Afferma Ugo Fornari, un neuropsichiatra che ha curato la perizia di alcuni crimini più efferati seriali italiani. La gente ha bisogno di credere che questi personaggi siano diversi, malati, uno sbaglio della natura, ma non è così. Salvo rari casi, essi non sono né mostri né folli. Il loro modo di agire richiede una programmazione, una capacità di sfuggire alle indagini che è incompatibile con una malattia mentale. Dr. Jekyll e Mr. Hyde che si nascondono tra la gente comune. All'inizio di questo paragrafo dico di distruggere l'oggetto che ha prodotto la vita e l'orrore dell'umanità, facendo leva sulla distruzione dell'oggetto vitale primario per tutti noi, e cioè la donna, madre. Ecco, vorrei concludere proponendo una meno pessimistica visione, con un concetto caro ad uno psicoanalista che, come me, ha avuto più origini nella sua vita. Io credo che ognuno di noi debba trovare la forza di emanciparsi dall'oggetto vitale donna-madre senza distruggerlo o violentarlo. Emancipazione è l'effetto dell'emancipare, dell'emanciparsi, dell'essere emancipato dagli schiavi, dei servi, delle donne, dalla tirannide, da una soggezione. In un senso più ampio, emancipazione è il processo in cui ci si libera da un sistema oppressivo. In psicoanalisi questo concetto è stato poco utilizzato, forse perché tutti gli psicoanalisti sono ancora sotto l'influenza pessimistica freudiana, ma lo psicoanalista anglo-barese Davide Lopez lo ha portato in auge tramite i suoi lavori sulla depressione e sulla formazione della persona, e specialmente della donna. A differenza di Freud, che si era arrestato di fronte al femminile, ne aveva paura. Freud ha avuto molta paura delle donne. Egli ha saputo comprendere a fondo la donna. In ogni paziente è stato in grado di valorizzare gli aspetti progressivi, vitali e la sana volontà di emancipazione per quanto sconvolta da sintomi. Senza indietreggiare di fronte al dolore, sapeva mantenere la spinta trasformativa ed evolutiva del paziente, considerando il trattamento analitico non tanto una cura, quanto piuttosto una guida
verso la sana capacità di crescita, dalla dipendenza alla progressiva emancipazione verso la sanità. Egli amava dire che la via dell'emancipazione è libertà e non dipendenza narcisistica dal bisogno. Vi ringrazio. Bene, grazie. E ora introduco la terza relatrice, l'avvocato Anna Cataruzzi, che è specializzata in diritto civile, diritto amministrativo e diritto dell'immigrazione. Ha collaborato con Repubblica su temi relativi all'immigrazione ed è vicepresidente della Commissione delle Pari Opportunità del Comune di Udine ed è inoltre consulente legale presso il Centro di Ascolto e Consulenza delle Donne del Comune di Tavagnacco. Il titolo del suo intervento è Storie di ordinaria violenza. Buonasera, intanto ringrazio questo invito che mi ha fatto molto piacere per una vicinanza da avvocato a quella che è la storia di Silvia Gobbato. Non l'ho conosciuta, però ovviamente era parte del mio universo e quindi mi ha colpito quanto le è accaduto. Mi è stato assegnato questo tema come storie di ordinaria violenza. Istintivamente all'inizio ho pensato di portarvi in qualche modo le testimonianze di quelle che erano le storie delle donne che ascolto o che ho seguito in questi anni. In realtà poi concentrandomi cioè di più su quel vissuto di violenza all'interno della relazione che appunto mi veniva raccontato. In realtà poi ho pensato che tutto sommato queste sono informazioni che sfortunatamente raccogliamo dalle informazioni dei giornali, delle trasmissioni televisive, ogni qualvolta, soprattutto quando gli esiti sono più drammatici, succede qualcosa appunto di eclatante. In quel caso tendenzialmente non ci vengono risparmiati i particolari della vicenda umana e della vicenda di relazione. Allora ho pensato che forse aveva più senso, utilizzare o meglio quello che era il mio punto di vista e quindi avvantaggiarmi in qualche modo di quella che era la mia professione e l'esperienza che ho maturato seguendo le donne vittime di violenza in relazione ad un altro tipo di violenza, cioè quelle violenze di cui inevitabilmente le donne ancora e sfortunatamente si trovano ad esserne coinvolte nel momento in cui intraprendono la strada di uscita dalla violenza. E quindi non tanto la violenza all'interno della relazione col maltrattatore, quanto piuttosto la violenza del sistema, dove utilizzo il termine sistema per dire il mondo altro rispetto, quindi il mondo fuori rispetto alla relazione col maltrattatore. E quindi tutto questo ci coinvolge evidentemente da vicino. Ho iniziato a occuparmi di violenza di genere, violenza familiare, quindi prevalentemente di questi sono i casi, nel 2002. Ero diventata avvocato da qualche mese e mi venne fatta la proposta di collaborare con lo sportello Zero Tolerance del Comune di Udine, sportello contro la violenza sulle donne che era nato da pochi anni e che stava sostanzialmente prendendo forma. Ed è evidente che è stata un'esperienza, una proposta molto allettante, è stata un'esperienza anche molto faticosa, soprattutto all'inizio, perché il confronto con la violenza di genere, se fortunatamente non hai avuto occasioni di conoscerlo nella tua vita personale, è un confronto molto difficile, che nei primi anni soprattutto, ma tuttora sfortunatamente, è stato, ha visto molti momenti di sconforto, molti momenti di rabbia vera e propria, perché è difficile seguire questa tipologia, di clienti, di assistite. Molti momenti di sconforto all'inizio legati soprattutto ad uno dei problemi più gravi della violenza, familiare, cioè la difficoltà di capire perché non c'è reazione. Ascolti donne che ti riportano vissuti di prevaricazione, di umiliazione, di violenza psicologica, di violenza fisica, episodi anche molto pesanti, e non riesci sostanzialmente a comprendere perché non scatti, e non sia già scattato spesso molto prima, quella reazione che porta a scappare. È intuitivo, mi fai del male, scappo, e invece no, rimango e subisco.
Ora ho arricchito, diciamo, il mio intervento con alcune storie per cercare, insomma, in qualche modo di chiarire il mio discorso. Mi capitò, non tanto tempo dopo appunto aver iniziato questa attività, di seguire una ragazza che all'epoca aveva all'incirca 30 anni. Lei stava con un uomo più vecchio di lei, non conviveva ciclicamente, sostanzialmente, subiva sostanzialmente questi attacchi di violenza del proprio compagno. In un'occasione addirittura l'aveva spinta, talmente buttata letteralmente contro un tavolo, tant'è che lei ne aveva riportato la rottura di 2 costole refertate al pronto soccorso. Quando la incontro erano già passati 2 anni dall'episodio che l'aveva portata appunto al pronto soccorso, e ciò nonostante nel frattempo ci fossero stati altri episodi di violenza fisica, e ovviamente non solo, lei ancora rimaneva in questa storia. Ora era chiaro che cercando aiuto e rivolgendosi allo sportello in lei stava maturando una consapevolezza di quello che stava vivendo, eppure tuttavia, nonostante il supporto, il tentativo, non riusciva ad uscirne. È chiaro che ascoltare situazioni di questo tipo ti mette di fronte alla difficoltà di superare l'ovvio, no? Perché l'ovvio è, c'è una situazione di violenza, scappa, vai via, vieni, cioè è normale, o normalmente si reagirebbe in questo modo. Quello che è normale nel senso comune non lo è per niente nella violenza familiare, ed anzi uno degli aspetti più difficili, appunto, più problematici della violenza familiare è proprio questa difficoltà che le donne che la stanno vivendo hanno di recidere un legame che le fa soffrire e ovviamente che le prova, diciamo, sotto tutti i punti di vista, e la difficoltà di uscirne. E una delle difficoltà conseguenti è la difficoltà del sistema di capire questo meccanismo. Tant'è che è frequente nella gente comune, non solo nella gente comune, anche in molti operatori che magari non hanno un contatto più diretto, capire il perché queste situazioni permangano così a lungo. È difficile capire perché non scatta questo senso di ribellione o questa capacità di reazione alla violenza. Eppure è una caratteristica che potrei definire quasi tipica, talmente frequente da diventare una caratteristica propria della violenza familiare o della violenza, diciamo, nel contesto affettivo. La difficoltà di venirne fuori. Ora, può essere dettata da ragioni diverse. Nel racconto che vi facevo prima, questa ragazza, nonostante tutto quello che stava vivendo, non aveva nessun ostacolo a interrompere il rapporto, cioè non aveva quelle scuse ordinarie, scusate il termine per rafforzare il concetto, scuse ordinarie che possono essere la presenza di figli, la dipendenza economica, il fatto che non ha una prospettiva di fuga vera e propria. La ragazza era indipendente, viveva da sola, era economicamente indipendente, quindi avrebbe avuto tutte le carte in regola per uscirne, eppure non ne usciva. E la cosa più faticosa da accettare, perché davvero è difficile non arrabbiarsi in quelle situazioni quando le ascolti queste storie, è che lei mi diceva che temeva di lasciarlo solo. Cioè, capite l'abominio anche in qualche modo di un'affermazione di questo tipo, ed era una donna che soffriva, cioè una donna con cui si riusciva a creare un'empatia facilmente, ma questo era l'aspetto più difficile da capire. Chiaro che con il tempo capisci che è proprio il meccanismo della violenza tipico che si ripete e quindi cogli la difficoltà e lo accetti con un atteggiamento diverso, ma sono molti i casi che negli anni ti fanno rivivere quella sensazione di situazioni di persone che, diciamo, segui o ascolti e non riesci comunque ad aiutare a venirne fuori. La cosa però, al di là di questo, diciamo appunto, la cosa però che è più preoccupante di questa situazione, che insomma è indagata e approfondita sicuramente da tanti, è che questo meccanismo, queste dinamiche in qualche modo, come dire, perverse, esistenti all'interno della violenza familiare, risultano ancora sconosciute in qualche modo, tanto che il sistema complessivamente spesso è incredulo. E ne consegue che spesso in queste situazioni la gente non crede alle donne che vivono violenza, perché il senso comune è: se hai e subisci violenza devi reagire, e non è così.
Quindi una delle difficoltà è proprio ancora oggi l'incredulità del sistema, che continua a non conoscere il fenomeno, a non intuire la dinamica e quindi anche a credere sostanzialmente che è ragionevole che ci sia una mancata reazione e ci sia la violenza. Per farvi un esempio, qualche mese fa, proprio in un contesto appunto in cui la sensibilità verso questi problemi e la preparazione dovrebbe essere maggiore, mi imbatto in un atto di una controparte, all'interno di una separazione dove c'erano delle violenze ma soprattutto delle minacce piuttosto pesanti, in un atto in cui la collega dichiara sostanzialmente che il fatto che la moglie si sarebbe allontanata ripetutamente dalla casa coniugale per poi farvi sistematicamente ritorno era la prova provata che non c'era un rapporto violento alla base. Eppure no, cioè questo è il senso comune, però in realtà non prova proprio niente, perché è tipico della violenza questo tipo di atteggiamento, è tipico il ripensamento, è tipico il ritornare indietro, la difficoltà di rescindere questo rapporto. Fortunatamente, se da un lato abbiamo ancora molto da fare perché questi meccanismi, come dire, ci diventino naturali, li possiamo comprendere, quindi reagire in maniera diversa, fortunatamente se da una parte c'è ancora molto da fare su questo campo, dall'altra dei passi avanti ci sono. Ad esempio, lo voglio ricordare perché comunque sono pronunce interessanti e che comunque determinano quel passo avanti che ogni tanto ci dà fiducia sul fatto e l'opportunità di andare avanti, a partire non da tanti anni fa, ma insomma da partire da importanti sentenze del 2015, la Cassazione penale si sofferma su questo meccanismo e dice: attenzione, la vittima va creduta anche se manifesta degli atteggiamenti ambivalenti nei confronti del maltrattatore, anche se ha avuto dei ripensamenti, anche se non ha raccontato a sua sorella, a sua mamma, a sua zia quello che subiva in casa, perché questo è frequente, è tipico, la prassi ci insegna che succede ed è dettato da tante ragioni, dal senso di colpa, perché in qualche modo non accetti di abbandonare il maltrattatore, difficile da credere, ma succede. O perché hai difficoltà ad accettare di togliere il padre ai figli, anche qui possiamo dirci sì vabbè, ma che contributo affettivo vuoi che dia questo padre? Ma succede ed è frequente. O perché hai semplicemente vergogna a riconoscere che hai fallito, perché ti sei scelto il compagno sbagliato, perché hai costruito una famiglia con l'uomo sbagliato, per cui tutti questi elementi sono tipici, nel senso che sono frequenti. Se si conoscono e se il sistema, diciamo appunto il mondo fuori, li conosce, comprenderà, riconoscerà la violenza o non la escluderà per principio. Se non si conosce, ecco, si rischia di fare alla donna che oggettivamente l'ha subita una violenza un'ulteriore violenza, perché non la si capisce e non si capisce quello che effettivamente è il fenomeno. Ora, ho dato un'idea sostanzialmente di quella che è la situazione di difficoltà, diciamo, psicologica in cui si trova una donna che ha un vissuto di violenza familiare. Questa è una difficoltà che si lega al suo rapporto ovviamente col maltrattatore, alla dipendenza affettiva, alla dipendenza psicologica proprio, alla paura, no? All'abitudine, alla prevaricazione, all'insicurezza, alla confusione. Sono tutte, diciamo, paure collegate alla relazione col maltrattatore che sono anche all'origine di un altro grosso problema della violenza familiare, cioè la difficoltà della donna a fare denuncia. Chiaro, se abbiamo detto prima non reagisci nemmeno appunto presentando una denuncia. Ma questo appunto può collegarsi al rapporto col maltrattatore: ho paura di lui, mi sento in colpa, non ce la faccio a togliere ai miei figli. Queste sono le paure che si ricollegano alla violenza al rapporto, diciamo, con il maltrattante, ma c'è anche la paura del sistema e qui torniamo in gioco tutti, perché il sistema, come abbiamo detto, tende a essere incredulo e quindi frequentemente la donna fa un ragionamento di questo tipo: perché devo denunciare? Ho subito una violenza e rischio di subire un processo. L'ha detto bene, sono comparsi diciamo, nelle presentazioni appunto degli altri ospiti. La violenza familiare ha questo rischio, come la violenza familiare o nel contesto affettivo, no? C'è questo rischio, lo vediamo, non solo. La violenza di genere ha questo rischio, lo si diceva prima, no? Sulla denuncia di Asia Argento. Tu denunci e il processo lo fanno a te.
no, non all'altro, ma no, lo fanno a te. Questo succede frequentemente sui reati di genere. Vi porto un altro esempio perché ci aiutano. Katia è una ragazza di 29 anni, ha avuto una relazione con un coetaneo con cui ha convissuto 2 anni nei quali gli episodi di violenza aumentano esponenzialmente col passare del tempo. Violenza prevalentemente psicologica, fatta di ripetute umiliazioni e prevaricazioni anche sessuali. Nell'ultimo periodo si affacciano le prime violenze fisiche, schiaffi, strattoni, sputi. Katia non riesce ad andarsene, sta sempre peggio, inizia ad assumere tranquillanti, ansiolitici, psicofarmaci, insomma, e si affida ad una psicoterapeuta che pian pianino cerca di farle capire la condizione di sudditanza, dipendenza psicologica in cui si trova. Col sostegno dei genitori Katia esce, lascia il compagno, torna a vivere con i suoi, ma il legame non si è ancora spezzato. E tra i due si instaura una farneticante corrispondenza telematica ambivalente, finché Katia fa un passo ulteriore e riesce a reagire. A questo punto stronca il rapporto, però ovviamente lui non molla. Cambia numero di telefono, cambia mail, evita di frequentare compagnie e luoghi in cui possa incontrarlo. Lui però non si arrende. Rintraccia il nuovo numero, inizia nuovamente a bombardarla di messaggi e chiamate, un solo squillo e riattacca. In 2 occasioni la raggiunge a casa dei suoi genitori quando sa che questi non sono presenti e si attacca al campanello. I carabinieri a cui si rivolge la invitano a sporgere querela, a difendersi, ma le dicono è meglio se si rivolge ad un legale. Già molto indecisa, il legale le prospetta i punti deboli della sua posizione, l'uso di psicofarmaci, la depressione di cui soffre, in generale la sua fragilità psicologica ed emotiva, i suoi atteggiamenti, la complicità nello scambio di corrispondenza telematica, i suoi atteggiamenti ambivalenti nei confronti dell'ex compagno che ha più volte, assecondato nel tentativo però ovviamente di, bloccarne gli eccessi. Katia desiste, non vuole ovviamente essere messa a processo, però Katia perde un'altra volta perché non è creduta e questo è un danno importante a quel percorso di uscita che deve affrontare. Questa è una situazione che raccoglie un paio di storie, non un'unica storia, però è emblematica, nel senso che è emblematico anche che comunque da avvocati ci dobbiamo porre il problema di studiare la aggredibilità della vittima. Quanto mi criminalizzeranno la mia assistita in un possibile processo per violenza? Quanto è forte o perfetta la sua posizione? Situazioni come quelle di Katia sono situazioni che si ripresentano molto di frequente nelle donne che vengono seguite dai centri antiviolenza e non solo, ed è frequente che le donne non vogliano affrontare il processo proprio perché c'è questa componente che in qualche modo fa sorridere, no? Perché ci troviamo di fronte ad un ribaltamento dei ruoli in cui in qualche modo che si giustifica anche perché c'è nell'atteggiamento, nel comportamento tipico o nell'ambiente giudiziario la tendenza a cercare la soluzione del colpevole attraverso la eliminazione della credibilità della vittima o la colpevolizzazione della vittima, e questo più di frequente in questo tipo di reati. Ma c'è, ci viene a mancare un presupposto essenziale che nella normalità dei casi non c'è, cioè la presunzione di innocenza della vittima. Qui il presupposto spesso che si dà per scontato, e lo si percepisce chiaramente, è l'opposto, ovvero che ci sia un atteggiamento persecutorio o punitivo, rivendicativo della donna. Questo è spesso lo sguardo che si rivolge a queste storie e nel processo penale e non solo emerge frequentemente. Non c'è una presunzione non dovrebbe neanche esserci evidentemente, ma non c'è nemmeno la presunzione di innocenza della vittima, che non dovrebbe, è un concetto già assurdo di per sé stesso. C'è un po' una tendenza all'opposto, cioè forse la donna che vuole vendicarsi, vuole ottenere di più in sede di separazione. Quanto le abbiamo sentite queste cose? Per ottenere di più in sede di separazione lo accusa, no? Come quasi che l'assegno di mantenimento dipendesse dalla violenza o che non è assolutamente così. Eppure lo si sente, è una credenza diffusa. Insomma, all'esito di questi primi passi, il sistema, il mondo esterno ancora deve fare dei passi avanti, però, e qui cerco di dare una nota positiva, anche se non per molto,
ci sono, diciamo, si vedono, si rilevano, diciamo, dei passi avanti. Ho un'esperienza ancora limitata, però nell'arco di 15 anni io dei miglioramenti sulla sensibilità comune nell'affrontare questa materia li ho riscontrati. Li ho riscontrati grazie al fatto che in questi anni, ma relativamente pochi, perché parliamo di 15 anni, si è anche fatto qualcosa dal punto di vista legislativo, perché considerate che un occhio speciale alla violenza di genere in realtà è un risultato che a livello legislativo si ha da pochissimo, nel senso che le prime misure di protezione speciale contro la violenza familiare fondamentalmente arrivano nel 2001 con la misura dell'allontanamento del maltrattatore, anzi dalla casa familiare. Nel 2003 arriva il divieto di avvicinamento. Nel 2009 il reato di stalking, per poi arrivare alla legge sulla violenza di genere nel 2013. Quindi in realtà è una storia molto recente, è una storia che sta ottenendo o dando dei risultati in un ambiente, quello penale, forse dove la conoscenza del fenomeno è un po' più approfondita. Peccato, secondo me, che in qualche modo si limiti a quello, nel senso che si aumenta la sensibilità del mondo del giudiziario penale, non ancora nello stesso modo quello del mondo civile. Mondo civile intendo il mondo giudiziario civile. Sono un avvocato civilista, quindi non seguo la parte del processo penale, se non indirettamente, delle donne che sono vittime di violenza. Mi interesso della parte, diciamo, che inevitabilmente consegue la rottura, quindi la separazione, oppure per le coppie che non sono sposate, diciamo, quello che è il problema, la problematica dell'affidamento dei figli, collocamento dei figli e diritto di visita dei genitori. Ed è qui nel settore civile che io trovo ancora che ci sia moltissimo da fare. C'è una certa arretratezza del sistema, del universo giudiziario nel capire le dinamiche appunto della violenza, nel coglierne le dinamiche, i meccanismi per cercare di comprenderli, e c'è anche una certa, diciamolo pure, tendenza a far finta di niente. Cioè se in molti casi diciamo che viene sottovalutata per non essere troppo drammatici, anche se in molti casi è oggettivamente ignorata, nel senso che in sede civile, se non c'è stata una denuncia penale o non c'è stata una misura cautelare che dia in qualche modo risalto o ammanti di veridicità al racconto della donna, il racconto della donna della violenza non viene quasi indagato o minimamente. Ora posso accettare che nel senso che non si riesce a prescindere, quindi una donna che non vuole denunciare in sede penale non sarà difficilmente creduta in sede civile. Ora è chiaro che, si può accettare se dovessimo pensare che il giudice decide solo sulla questione della separazione. Lo si può accettare decisamente molto meno se si pensa che al giudice è demandata una decisione in merito ai figli, quindi all'affidamento, al collocamento, al diritto dei genitori di vedere e frequentare i figli. Ora, in sede civile si nota effettivamente che si indaga poco sulla violenza, si indaga poco e si tende soprattutto a partire dal presupposto che il diritto a mantenere i rapporti con i figli sia un diritto sovrastante rispetto a quel diritto che ha la donna di vedersi tutelata nella propria incolumità fisica e psicologica. Cosa intendo dire? Che nel confronto, se manca l'indagine sulla violenza, che effettivamente non c'è spesso, la tendenza è sempre quella a tutelare di più il diritto del padre, possibile maltrattatore, ma non c'è un'indagine, quindi rimane un punto di domanda, possibile maltrattatore al mantenimento dei rapporti con i propri figli, rispetto al diritto della donna a vedersi protetta. E badate bene che il mantenere il rapporto con i figli spesso significa mantenere quel legame che c'è tra i due genitori, costringere la donna a rimanere nell'area di influenza del maltrattatore e in qualche modo esporla continuamente alla mediazione tra proprio il diritto alla protezione, alla sicurezza e il diritto del padre a vedere i figli, senza contare che comunque la violenza è anche un elemento che va valutato ai fini di comprendere, la capacità del genitore. Non se ne può prescindere per capire se un genitore è un genitore idoneo. Un padre maltrattante non è un genitore idoneo. Dall'altra parte,
ci potremmo trovare di fronte alla situazione di una madre fragile, provata, che ha un vissuto di sofferenza alle spalle, che apparentemente è appunto una genitrice inidonea, possiamo dirlo, ma c'è un perché e la violenza potrebbe giustificarlo. In conclusione, perché cerco di tirare, volevo riportarvi 2 esempi, ma non ci stiamo, c'è una certa difficoltà nell'ambiente, per quello che riguarda il mondo del diritto civile ancora a fare quei passi che ho riconosciuto essere stati fatti nel settore penale. C'è la necessità di essere maggiormente consapevoli, soprattutto a tutela della donna, che ha un diritto sacrosanto ad essere protetta, e anche a tutela dei figli, perché è importante valutare la capacità genitoriale in ragione di quella che è l'aggressività dei genitori, riconoscere che è importante che un genitore è un genitore capace perché rispetta l'altro genitore e perché evita ai figli di vivere e crescere in un contesto violento. Questo è sicuramente un risultato che non siamo ancora arrivati, a cui non siamo ancora arrivati, sui quali sarà sicuramente necessario lavorare ancora. In conclusione è questo: ci sono stati dei passi avanti, il sistema, il mondo fuori sta raccogliendo alcune indicazioni, in alcuni ambiti di più, in alcuni ambiti di meno. Serve però, e questo mi rivolgo alla platea giusta, sostanzialmente serve maggiore competenza, bisogna conoscere più a fondo la violenza per trattarne. Questo in tutti i settori, più si conosce, più la si capisce, più si è efficaci nella lotta alla violenza. Grazie. È arrivato il momento del conferimento del premio. Prima di tutto però volevo invitare il rettore vicario a raggiungerci, il professor Roberto Pinto, che è qui presente, e lascio volentieri la parola alla collega Valeria Filì. Questo forse è il momento più toccante di questo pomeriggio, simbolicamente il più significativo per noi, perché siamo stati professori di Silvia e quindi ce la ricordiamo come studentessa, come laureata, quindi noi abbiamo conosciuto la persona di cui stiamo parlando. E cosa può fare l'università di fronte a queste tragedie inspiegabili e francamente incomprensibili? Anche la relazione dello psicanalista non mi ha illuminato, nel senso che comunque non ho capito perché succedono queste cose, quindi lo trovo assolutamente incomprensibile. Cosa può fare l'università? Può fare quello che sta facendo, quindi divulgazione, informazione, formazione, diffondere una cultura della non violenza, del rispetto, delle pari opportunità, di genere, far riflettere, far pensare, provocare, dare informazioni, ma cercare che il processo educativo arrivi nel profondo. E poi cosa può fare ancora? Può creare degli appuntamenti, perché gli appuntamenti sono importanti. Esistono delle date simboliche, quindi queste date hanno un significato, perché è un'occasione per riparlare di certe questioni. E allora noi vogliamo ricordare Silvia Gobbato a modo nostro, come può farlo l'università, come possiamo farlo noi, corpo docente, suoi professori e anche chi non è stato un professore di Silvia, e come possono farlo i colleghi, gli studenti, anche quelli che non l'hanno conosciuta. Quindi come possiamo farlo? Con un premio di laurea. Perché il premio di laurea è il primo tassello della ricerca scientifica e della divulgazione della ricerca scientifica. È un inizio, sono le giovani generazioni che si affacciano con una tesi, iniziare ad approfondire. È il primo momento, io dico a volte agli studenti, è forse l'unico momento creativo in una università che non è molto creativa, è l'unico momento creativo che avete, spendetevelo al meglio. E allora quest'anno abbiamo di nuovo questo appuntamento, questa ricorrenza che, come ci ha detto il Presidente Conti, forse continueremo sempre anche con l'aiuto dell'Ordine in maniera anche diversa.
Noi ci siamo stati su questo appuntamento. Io voglio ricordare, prima era presente Cristiana Compagno. Cristiana Compagno è stata la nostra rettrice ed è stata la donna in quel momento che ha voluto istituire il premio di laurea. Quindi mi dispiace che è andata via, ma è stata Cristiana a volere, poco dopo l'evento, istituire il premio di laurea. L'anno successivo, grazie al Sor Optimist, abbiamo avuto questa possibilità e poi grazie alla professoressa Nicoli, perché è di nuovo una donna che ha voluto dare un segnale forte. Poi grazie al magnifico rettore e al prorettore vicario e al direttore generale, dottor Massimo Di Silverio, che hanno accolto con entusiasmo questa operazione e abbiamo condiviso con la professoressa Brollo l'idea di far diventare l'evento un evento non più soltanto di dipartimento, quindi limitato agli studenti di giurisprudenza, un evento di Ateneo. Voglio ringraziare Elsa, ci sono molti studenti di Elsa, ci teniamo molto al rapporto con Elsa, gli studenti di giurisprudenza ci hanno sostenuto anche fortemente in questa iniziativa, toccati da vicino, proprio perché era una nostra studentessa. La commissione che ha assegnato il premio di laurea in memoria di Silvia Gobbato è stata composta dal prorettore vicario, il professor Roberto Pinton, che l'ha presieduta, dalla professoressa Brollo, direttrice del Dipartimento, e dalla sottoscritta. Voglio cedere la parola al prorettore per dire due cose e anche segnalare diciamo, la novità di quest'anno relativamente al premio. Allora, intanto ringrazio, ho fatto una presentazione bellissima, io ero venuto un po' come l'uomo aperto, come direbbe la dottoressa Priulla, io ascoltavo, beata, e la donna lavorava. Anche se homo apertus, poi in latino si dice sincerus, mi piacerebbe riprendere quella definizione. Queste sono state molto toccanti e importanti, aggressive in senso buono, e i relatori, che ho avuto modo di sentirne 3 finora, hanno cercato tutti di trovare comunque anche un minimo di aspetto positivo. Ecco, io credo che nel nostro piccolo, per verità ne ha ricordato anche la genesi Valeria Filì del premio, è di trasformare questo in un appuntamento fisso sostanzialmente, e quindi è stato per me un piacere, un onore non solo partecipare alla commissione, ma anche essere fra quelli che hanno contribuito, per quanto poco, alla continuazione di questa situazione. Quest'anno, fra l'altro, non è stato facilissimo, perché abbiamo in pole position 2 candidature, e poi una parte sulla violenza, una parte sulla parità di genere, e ci hanno lasciato un po' a dibattere, ma insomma ci abbiamo messo un caffè in mezzo, alla fine abbiamo deciso che andavano premiate tutte e 2, quindi la novità di quest'anno è un ex equo. E quindi dopo magari lascio a te anche la lettura e via dicendo. E fra l'altro con un po' particolare, perché una è una laurea, una tesi non propriamente giuridica, e di una laurea triennale, fra l'altro, e un'altra invece della laurea a ciclo unico magistrale di giurisprudenza. Quindi anche in questo senso la volontà era quella di, come dire, avere un occhio, una visione piuttosto aperta a diversi di questi problemi, che molto probabilmente proprio attraverso queste discussioni e questi dibattiti, soprattutto per quelli meno avvezzi o meno addetti ai lavori, sono molto importanti per vedere quale può essere la loro estensione e quanto variegati possono essere. Quindi parliamone, per carità parliamone, ed è bene che siano anche e soprattutto gli studenti e le studentesse ad ascoltare. Devo dire poi che mi fa molto piacere vedere che anche l'associazione Elsa, qui anche mia figlia ha fatto parte tempo fa, è un nome femminile di fatto, quindi non è una cosa banale. Quindi io adesso penso che sia venuto il momento anche di premiare. Mi dicono, vedo solo una cosa, quindi so che c'è una persona sola delle 2 che poi verranno premiate, adesso ci leggerà anche le motivazioni e i nomi, e così si possa dare il giusto riconoscimento.
Non solo il premio, per questo, anche per loro dovrebbe diventare un appuntamento fisso, cioè questo impegno che hanno preso facendosi carico di un determinato argomento, che lo portino avanti anche nel prosieguo della vita lavorativa e non, che quello credo che sia una cosa che a noi farebbe molto piacere. E in parte è stato fatto perché proprio una delle due premiate, Martina Lauria, che si è laureata all'area triennale in educazione professionale, adesso sta facendo un master in Spagna, a Granada, in studi di genere, ecco perché non è con noi. Quindi è partita da una laurea triennale in educazione professionale e adesso sta continuando con un master Erasmus Mundus, quindi ha già abbracciato questi studi e questi interessi. E questa tesi ci ha colpito per il tema e per come è stato trattato. Il titolo è l'importanza della comunicazione nella relazione d'aiuto, l'intervento educativo con le donne vittime di tratta in Spagna e in Italia. Quindi un'educatrice professionale che parla del ruolo dell'educatore professionale per aiutare le vittime di tratta e come si usa fare in questo tipo di tesi e di lavori con molte interviste di donne vittime di tratta, quindi naturalmente partendo dai casi e dalla sua esperienza, perché grazie al corso di studi in educazione professionale ha svolto dei tirocini che gli hanno consentito di entrare in contatto con queste donne, con queste esperienze e quindi intraprendere questa attività di ricerca. Il relatore è stato il professor Matteo Balestrieri, psichiatra, delegato al personale, non a caso, e la dottoressa Francesca Peresson. Quindi un applauso direi alla Martina Lauria. Sì, applauso in contumacia, è vero, applauso in contumacia, ma c'è la dottoressa Francesca Peresson che quindi porterà questo applauso. Ha fatto il video, quindi perfetto. E poi l'altra premiata è una mia, e chiedo a Ilaria Tomasi di salire qua. Ilaria Tomasi, dottoressa in giurisprudenza, laurea magistrale, che adesso sta svolgendo il tirocinio presso... il suo tirocinio, visto che è bravissima, sta svolgendo il tirocinio presso la Corte d'Appello di Venezia e sta facendo la pratica a Venezia in uno studio legale. Ha trattato un tema diverso, un tema più nostro, diciamo, di quest'Aula, perché si parla di lavoro, si parla di donne, ma non voglio togliere la parola, vorrei che Ilaria ci raccontasse in pochissimi minuti di che cosa ha parlato. Buonasera a tutti e buonasera a tutte. Sarò breve, ma ci tengo particolarmente a spendere alcune parole. Per quanto riguarda i ringraziamenti, mi associo a quanto ha già detto la professoressa Valeria Filì, anche perché non saprei ripeterli in modo altrettanto preciso. Volevo solo aggiungere due cose. Ero qui in quest'aula 3 anni fa, quando si celebrava la prima edizione di questo premio. La vostra forza, la forza dei genitori di Silvia, mi è rimasta impressa e mi commuoveva allora e mi commuove ancora oggi, quindi grazie. Ringrazio la professoressa Valeria Filì, perché è stata la mia relatrice e a lei va tutto il mio affetto e la mia stima. Ringrazio tutti voi qui presenti perché sono profondamente convinta che i progressi nella cultura delle pari opportunità e nel contrasto alla violenza presuppongano conoscenza, partecipazione e sinergia. Il titolo di questo convegno, per riassumermi brevemente il tema della mia tesi, mi offre uno spunto perfetto perché mi pone una domanda e ve la pongo. Il lavoro e la maternità oggi sono libertà difficili per le donne nel nostro Paese? I dati ci dicono, per quanto riguarda la natalità italiana, che da oltre 40 anni non viene assicurato il rimpiazzo tra la generazione dei genitori e quella dei figli. Nel 2015 l'Italia
ha raggiunto il minimo storico delle nascite dai tempi dell'unità italiana. Nel 2016 si è fatto peggio. Quanto all'occupazione, è l'occupazione femminile inferiore di quasi 20 punti percentuali rispetto a quella maschile, ma c'è un dato ancora più grave, quello dell'inattività. Una donna su 2 è invisibile nel mercato del lavoro, non ha un'occupazione e non la cerca. Tutto questo però non ci dice, in realtà, non ci dà una risposta alla domanda che ho posto. Se infatti questa situazione, che badate bene pone grossi problemi, sia per la sostenibilità del nostro sistema di welfare che per la sopravvivenza stessa del nostro Paese, fosse dovuta a una volontà delle donne, allora parlare di libertà sarebbe del tutto errato, scorretto e insensato. Potremmo dire che si tratterebbe di scelte irrazionali, irresponsabili verso il futuro, ma non potremmo parlare di scelte indotte e quindi di non scelte. In verità le donne vogliono il lavoro e vogliono i figli. Li vogliono esattamente in quest'ordine, prima il lavoro, dopo i figli. E non perché si tratta di egoismo, ma semplicemente perché la realizzazione professionale e quindi personale e l'autonomia economica è oggi una condizione imprescindibile per decidere di allargare la famiglia. Eppure la nostra società sembra essersi assuefatta all'idea che la relazione tra lavoro e famiglia sia una relazione conflittuale. La maternità, anche solo potenziale, è un deterrente all'assunzione delle donne nel mercato del lavoro. Entrano più tardi degli uomini, nonostante le loro performance universitarie e nell'istruzione in generale siano migliori. Vengono assunte nei settori meno produttivi, c'è una sovrarappresentazione delle stesse nei contratti più precari, hanno meno possibilità di avanzamento nella carriera, guadagnano meno. Ma anche quando riescono a raggiungere degli equilibri, e non senza fatica, visto quanto appena detto, la nascita di un figlio mette tutto a repentaglio e si scarica sulle loro spalle come un macigno la necessità della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Le donne, messe davanti a questa scelta, spesso sono costrette a scegliere la famiglia, escono dal mercato del lavoro, ma inevitabilmente decidono di non andare oltre nella loro progettualità genitoriale. È possibile una svolta in tutto questo? Sì, aggiungerei che è doveroso, oltre che proficuo. Come? Serve ripensare le competenze, serve riorganizzare il lavoro. Anche qui, ad esempio, nella mia tesi ho fatto una proposta, che è quella di valorizzare lo strumento dello smart working, che consentirebbe di abbattere la logica del presenzialismo inutile, che molto spesso è di ostacolo per le donne, soprattutto se madri. È chiaro però che non basta la volontà dei singoli, non basta l'impegno delle imprese, se non c'è la regia di quelli che sono i protagonisti istituzionali. E quindi torna a quello che ho detto all'inizio del mio discorso. Il progresso presuppone partecipazione e presuppone sinergia, quindi vi lascio con questo messaggio. Ripensatevi al di là di ruoli precostituiti. Certo, non basterà, però questo è il punto di inizio giusto. Bravo. Bene, chiudiamo in bellezza con il professor Angelo Floramo, laureato in filosofia latina medievale, insegna italiano e storia ed è cultore della materia presso l'Università di Trieste. È consulente scientifico presso la Civica Biblioteca Guarneriana di San Daniele e domani, per l'editore Newton & Compton, esce in libreria un suo libro, Forse non tutti sanno che, in Friuli.
Il titolo del suo intervento viene, come dire, a fagiolo, Eros e Thanatos nello specchio del tempo. Il tavolo di stasera è stato un tavolo sicuramente entusiasmante, quindi a me spetta un po' il compito di tirare le conclusioni con delle sollecitazioni. Molte cose su cui avevo riflettuto le ho ritrovate nell'intervento della professoressa Priulla e forse ritroverete alcuni echi nelle slide che mentre parlo scivolano via veloci. Oggi il Tribunale dell'Aia, il Tribunale internazionale dell'Aia, ha condannato all'ergastolo Ratko Mladic. È un nome che spero vi evochi sentimenti piuttosto chiari. È stato definito il boia dei Balcani. Un elemento di rammarico è che purtroppo soltanto i serbi sono stati portati sul tavolo degli imputati, quando invece molti altri sono a piede libero soltanto perché politicamente sono più vicini al sistema che ha giudicato i crimini di guerra. Ma mi soffermo sull'incriminazione a Ratko Mladic. Mladic è stato incriminato per atti violenti di guerra. Non si fa menzione alcuna degli stupri etnici perpetuati nella zona di Srebrenica. Non sono passati tanti anni e mi sono chiesto, proprio immaginando quello che poi avrei voluto dire a voi questa sera, perché volutamente un tribunale internazionale che è chiamato a giudicare dei crimini di guerra glissa sullo stupro etnico? Forse perché all'epoca nei pulmini in cui questo veniva perpetuato c'erano anche i caschi blu dell'ONU che erano olandesi e che quindi in qualche maniera, poi scambiandosi amabilmente dei doni e dei regali per le reciproche consorti, si salutavano amabilmente considerandosi uomini d'arme rispettabili. O forse perché, come sempre accade e come mi pare sia stato messo ben in evidenza questa sera, la donna è sempre oggetto di trattativa, oggetto oscuro del desiderio, oggetto su cui perpetuare quella vigliacca azione che diventa uno stupro di guerra, nella sensazione che esistano razze dominanti, razze inferiori e quindi la possibilità di creare dei bastardi. Quello che è accaduto alle donne all'epoca a Srebrenica è curioso perché 10.000-12.000 anni di storia, di pensiero collettivo, di immaginario collettivo, fanno difficoltà a passare. Gli antropologi spiegano che la mentalità è viscosa, è molto più lenta di quanto non sia il tempo dell'orologio, che è fatto di minuti ma anche di secoli. I secoli e i millenni sono molto più veloci della mentalità. Si è parlato di Platone, si è parlato di Aristotele, li insegniamo a scuola come grandi maestri del pensiero occidentale. Anzi, molte volte inalberiamo le bandiere di questa libertà nostra che ha sede nella polis e quindi nella Grecia, proprio per una distinzione in questa stupida guerra di civiltà che vogliamo continuare a proporre nei confronti dei mondi altri, no? Che adesso ci intersecano o che ci fanno paura, dicendo noi siamo diversi. Ma è stato detto ed è così. Insomma, rileggiamoci quello che Platone e Aristotele dicevano della donna. Con buona pace di Galeno, che poi riprenderà in mano le loro teorie e intriderà il pensiero medievale, ponevano la differenza sostanziale tra lo sperma e il ciclo mestruale, per cui se l'uomo è dotato di sperma, il maschio è dotato di sperma, è con ogni evidenza portatore di quelle due caratteristiche dell'universo che sono il calore e la forza, mentre invece la donna è inevitabilmente, come diceva Sartre, un luogo umido in cui tale capacità germinante può essere in grado di dare i suoi frutti e di dare i suoi fiori. D'altronde ovviamente la donna, lo si sa bene, Aristotele lo dice, è appunto un maschio imperfetto. È la polis. E a me spaventa il fatto che la struttura della polis abbia assunto queste regole in qualche maniera che poi ritroviamo nelle leggi delle 12 tavole, nei chiosatori delle leggi delle 12 tavole latini, che addirittura sostenevano che vis grata puellis nel momento in cui uno stupro potesse essere comminato, no? In fin dei conti questo utero, questo isteron ha bisogno, proprio per evitare le complessioni negative dell'isteria di una vis,
che è ovviamente una vis coeundi, che è tipica del maschio, che richiesta o non richiesta, in fin dei conti è un gran bel beneficio per la donna, che se non la capisce forse ha dei problemi concettuali o dei problemi culturali da dover risolvere. I padri della Chiesa, in tutta la tarda antichità e poi per tutti i secoli del Medioevo, non hanno fatto altro che raccogliere questo tipo di definizione nel quadro di una cristianizzazione che lo ha complicato ancora di più, perché ci ha inserito tutta quella profonda sfera misogina che troviamo appunto nei commentatori rabbinici e nello studio della Bibbia. Colpevoli, se volete, anche i grandi padri della Chiesa, come San Gerolamo, che nella traduzione dal latino infarciscono il testo biblico, soprattutto la parte antica e veterotestamentaria, di queste considerazioni, attingendo ad una tradizione greca, quella dei 70, avvenuta nell'Alessandria d'Egitto, che è piena di riferimenti ovviamente alla filosofia aristotelica e alla filosofia platonica. Nessuna meraviglia allora che il patriarca Cromazio di Aquileia nel 460 circa, in una basilica meravigliosa, come tutti noi conosciamo essere la Basilica di Aquileia, in una notte d'autunno come questa, perché è di notte che si celebrano i processi, accoglie una fanciulla nondum duodecim annos agens, vuol dire che non ha ancora finito di vivere i suoi 12 anni, perché è stata stuprata. E ovviamente è lei la colpevole. È lei la colpevole. E quanto avrebbero fatto meglio i genitori a piangere se fosse morta, piuttosto che a vederla ora vilipesa, ma per colpa di chi? Non di quel povero ragazzo che nemmeno ci pensava mentre la fanciulla ritornava a casa dai campi nell'agro aquileiese. Lui nemmeno aveva l'idea di poterle arrecare danno, ma lei si era sciolta i capelli. Lei camminava evidentemente con tutte quelle procaci sfacciataggini femminine di cui le donne si ammantano da sempre, dall'epoca in cui non Eva, puttana Eva, no? Bellissima la considerazione fatta prima dalla professoressa, ma dalla più ancor temibile Lilith, la prima sposa di Adamo, che venne cacciata e preferita poi, no? Cioè, a lei venne poi preferita Eva perché amava in qualche maniera compiere l'amplesso con Adamo dominandolo da sopra in modo tale da non rimanerne pregna, secondo la filosofia talmudica poi antica, per cui se le donne lo fanno da sopra è in qualche maniera, no, un suggerimento per una pratica anticoncezionale. No, glielo dico in maniera benevola, nel senso che so a chi mi sto rivolgendo, no? Quindi donna perversa, in quanto chi non vuole generare figli ovviamente è di per sé perverso e non si merita il paradiso terrestre. Questo Cromazio, patriarca, padre della Chiesa, in Aquileia, spaventa. Ma abbiamo parlato di viscosità del pensiero. Abbiamo detto che ci sono delle idee che stentano a liberarsi, stentano ad andarsene via e camminano con le gambe degli uomini. C'è un personaggio che è incredibile nel nostro Friuli del Seicento, purtroppo poco studiato. Io mi sto occupando di tutta una serie di manoscritti d'archivio sulla violenza alle donne tra il 500, il 600 e il 700. Vengono fuori delle casistiche che sono particolarmente interessanti da affrontare, sono le stesse che guardiamo oggi, le accuse sono poi le stesse che sentiamo oggi. Non meno di 2 giorni fa un parroco di fronte ad un caso di stupro ha detto che insomma la colpa in fin dei conti era della ragazza, no? Non tanto dello stupratore, parafrasando quello che già Cromazio aveva ovviamente citato qualche secolo prima. Ma il caso di cui mi piace parlarvi è quello di Marta Fiascaris, viene definita una strega a San Daniele, si è parlato del Malleus Maleficarum. Vive a San Daniele tra il 1640 e il 1660, ha 20 anni quando viene chiamata davanti all'inquisitore, che la definisce femmina pazza perché disubbidiente. Femmina pazza e disubbidiente, tutta tenebre, come non innamorarsi di un personaggio del genere, che ha l'ardire di aver appreso nascostamente la scrittura e la lettura,
da un padre improvvido che, essendo mercante, le portava i libri da paesi tra l'altro molto sospetti, paesi di lingua protestante, per cui sta fanciulla sandanielese, ancora più sospetta tra l'altro perché la mamma è ebrea, non solo sa leggere e scrivere, ma sa leggere e scrivere in tedesco, in fiammingo, e qualche cosa di latino lo riesce anche a comprendere. E pensate voi, la sciamannata si è messa in testa, visto che la Chiesa ha soltanto degli evangelisti, di essere lei stessa una scrittrice di Vangelo, una evangelista. Perché non può una donna scrivere un resoconto sacro e scrive un Evangelium secundum Martam? Per un inquisitore basta molto meno, la prendono, la portano davanti al giudice e la violentano per 20 anni. Violentano per 20 anni. E la violenza non è soltanto lo stupro, l'abbiamo detto. La violenza è anche la psicologia utilizzata come membro capace di penetrare l'anima, oltre che la vulva. Ed è gravissimo. Quello che le fanno, le impediscono di leggere, le impediscono di scrivere. Ma lei utilizza il suo sangue per scrivere. E utilizza le cannicole che si trovano nel carcere come calamo per poter dettare le sue idee. Straordinaria. Alla fine finisce in manicomio. La salvano dal rogo, purtroppo, le avrebbero fatto un maggiore piacere a bruciarla prima anche magari del processo, la salvano dal rogo con l'accusa della follia. Pensate che chiamano il cardinal Barberini da Roma a giudicarla, quello di Galileo Galilei, il quale chiude la pratica ad un certo punto, dice sì, è una femmina pazza, è inutile perdere tempo con donne che hanno idee così stupide e sciocche dopo averla violentata per 20 anni. Questo avviene a San Daniele nel 1600. I casi sono tantissimi, sarebbe interessante seguirli, sarebbe interessante estrapolarli e farne anche letteratura, cercare di capire come gli epiteti usati dalle donne violate nelle nostre campagne friulane tra 500 e 700 sono gli stessi che sentiamo oggi nelle cronache riportati dai violentatori e dagli stupratori. Chiudo con una nota, se volete, positiva o di interesse. Le donne non sono, tuttavia, prone a questa violenza maschia e tribale. Duby ha scritto un trattato interessantissimo, Il Medioevo maschio, no? Per far capire quanto le categorie culturali dell'epoca siano state profondamente incentrate su questa visione di spazi e tempi che sono tipicamente maschili. Alle volte riescono in maniera straordinaria a curvare le armi del maschio per il loro interesse. Vediamo solo se riesco a trovare la diapositiva di Nicolotta di Chiusa. Ecco, Medea, Fedra sono personaggi importantissimi in questo senso, ma... scusa, torno solo un attimo indietro. Primo personaggio, Teresa Zai. Teresa Zai è una monaca sandanielese, siamo agli inizi del Settecento, viene soggetta a... eccitazione da confessione, succedono anche queste cose. Il santo confessore approfitta della monaca, tra l'altro giovane, intrigante, bella, intelligente, per sedurla, per usarle violenza. È convinto e chiede insomma che la monaca confessi alla fine di avere dei rapporti saffici con la Madre Superiore. Perché il padre confessore si eccita in questo modo, gli piace l'idea che in un convento esistano queste pratiche che ovviamente vengono definite dal santo confessore perverse e incredibili. E questa è la risposta della Teresa Zai. Gli fa avere un sonetto, è una poetessa, ahimè poco studiata, alla reverenda madre sua protettrice. Con quell'aria tua gentile togli il vanto a ogni francese, delicata quando tocchi, rispettosa quando palpi, obbligante quando mordi, quando graffi con patita, il tuo genio singolare è piuttosto libertino. Ecco la prova, dice il confessore. Adesso lo porto all'abate provinciale e la situazione la risolviamo. E la risposta della Teresa Zai è straordinaria. Ma perché? Che cosa ci vedete di male? Per Bacco cosa ci vedo di male?
Sono mesi che cerco di fartelo dire, adesso tu finalmente me lo scrivi con un sonetto. E la risposta della Teresa Zai è dedicato alla gatta della madre priora, perché voi che cosa pensavate, padre? Cioè che tipo di film vi eravate fatto nella vostra testa? Geniale. È il senso delle parole di prima. Se voi lo rileggete pensando che l'oggetto è la gatta, è la più innocente di tutte le poesie. Il male sta sempre nella testa di chi legge le cose, non nella realtà dei fatti. Nicolotta di Chiusa, sentenza dell'abate di Moggio del 1348. Nicolotta ha un marito che si chiama Vitale, evidentemente non è molto vitale, e Nicolotta vuole fare l'amore con lui e lui non ce la fa, non vuole, ha ben altro a cui pensare. Nicolotta è capace, ma la straordinarietà, di utilizzare le armi della Santa Inquisizione per obbligarlo. Dice che il marito ha ricevuto maleficium, al che l'abate convoca il marito, chiama dei medici, lo fa visitare, dice qui non c'è niente di che, habeat corpus, cum effectu, davanti all'occhio vigile dell'abate. Non so se Nicolotta sia stata molto contenta dell'occhio vigile dell'abate, ma sicuramente in maniera femminina ha rivendicato una violenza uguale e contraria in qualche modo, e cioè quello di considerare la donna soltanto per l'espletazione del proprio piacere e non per la condivisione dello stesso. Chiudo come ho cominciato. Fatma a Srebrenica aveva 16 anni, è un caso che è stato seguito da un mio caro amico che ha lavorato per l'Organizzazione Mondiale della Sanità nel tentativo di recuperare le piaghe dell'anima, che sono in effetti alle volte più strazianti di quelle del corpo. Fatma aveva 16 anni e quando sono arrivati i paramilitari serbi, la madre è riuscita a travestirla da ragazzo. Si fa poco, no? Una giacca pesante, una sciarpa, sì che questi altri si sono divertiti con tutte le altre donne del paese. I maschi erano già stati eliminati dai 16 ai 65 anni, rimanevano soltanto le donne. E quello che hanno fatto lo sappiamo e l'abbiamo detto. Fino a che una madre delle altre, ha avvisato i carnefici che non è giusto che se la prendano soltanto con sua figlia, che anche lei è una ragazza, non è un ragazzo, lo vedete bene. E vi immaginate la festa degli aguzzini. Hanno festeggiato per molti giorni, tanto che Fatma non potrà più avere figli. L'hanno violata a tal punto da distruggerla internamente, ma non soltanto chiaramente negli organi, nella psiche. E il mio amico, alla fine di un lungo processo di riabilitazione psichiatrica, le fa una domanda da maschio. Me l'ha confessato e ha detto: nel momento in cui le faccio la domanda mi rendo conto della stupidità di quello che le sto dicendo, ma è una domanda da maschio. E le dico: ma scusami Fatma, ma dei serbi che ti hanno fatto tutto questo, tu che cosa ne pensi a questo punto? E Fatma dà una risposta da donna e dice: lei da maschio si aspetta che io le dica che sono tutti dei figli di puttana quelli che mi hanno fatto le cose che mi hanno fatto, che mi hanno straziato nell'anima e nel corpo. Cioè lei vuole che io le dia la sentenza, la stessa dell'Aia. E invece Fatma dice: ma il mio compagno di banco era serbo. E quando gli hanno detto, dandogli la pistola: dai, divertiti anche tu con lei, lui ha risposto: ma è una mia amica, perché le devo fare questo? È una mia amica. E si è fatto uccidere piuttosto che toccarmi. Allora, queste risposte, non quelle del Tribunale dell'Aia, sono le risposte che fanno vincere la pace, non la guerra, la pace. E io credo, e credo profondamente, che da una serata come questa, da un tavolo così, e dall'attenzione che voi avete regalato, possa nascere un'idea forte, è proprio questa. E cioè ci sono delle persone che fanno del male, non perché sono malate, sarebbe assolverli, no? Perché un malato va curato, forse perché hanno 10.000 anni di un pensiero comune che va sfatato, che va in qualche modo chiarito, forse perché fa comodo così, perché si vive sempre meglio nel comodo, no? Proprio, piuttosto che nella compartecipazione degli altri. Ma, ed è stato detto, qualcuno si trovava nel posto sbagliato al momento sbagliato.
Non è così, non ci sono posti e momenti sbagliati, ci sono persone sbagliate. E allora io spero davvero che con l'impegno di tutti, che è un impegno forte della scuola, dell'università, del pensare differente, della discussione, non ci siano posti o persone sbagliate, scusatemi, o momenti sbagliati, perché ognuno di noi ha il diritto di frequentare i posti e i luoghi nell'ora che crede, ma sia il momento veramente di fare i conti con quella che è la nostra distorsione culturale prevalentemente, che fa comodo a molti, quasi a tutti, e per questo non si cambia. Grazie. Bene, siamo in chiusura. Volevo innanzitutto ringraziare i nostri relatori, volevo ringraziare il pubblico perché Flora mi ha detto una cosa importante, c'era una grande attenzione, un grande silenzio in questa sala ad ascoltare, questo credo sia veramente un grande successo. Vi ricordo che all'uscita di questa sala c'è una bicchierata, un buffet offerto dal Soroptimist International. Grazie ancora, buona serata.